amici bellini? Scusate un attimo, Scusate un secondo, ma gli direi, ma che direi? Stai fermo, ferma, basta. Quante cose là fuori, una vita di studio, di suoni e rumori, di lezioni e iniezioni di musica nelle vene, ma si sa che non segni se la prendi troppo bene. Allora insisti e resisti e capisci ed investi e ti muovi e poi resti e poi molli e fai cambi e poi saltano gli schemi. E Berlino e New York, sarà LA o Miami, non conosci gli avversari nei compagni del futuro, vuoi giocare, vuoi segnare, ma il portiere non so duro, l'intuizione del 9 con i piedi del 10. Ti distendi ed attacchi e saluti gli amici, mentre vinci e convinci e per tacco e per vinci, ci pensi e rifletti, in effetti non è il gol che tu aspetti a mischiare le carte, è il percorso del fluido e suonare ne è solo una parte. Come a Messico 86, tu balli tutti come fece lui, e poi come a Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, sorprendi, come a Monaco tu ballerai, e con la musica legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti coi fatti. È un'arte, una vita in disparte, che sei rock e sei forte, sei sempre in vacanza, il tuo ufficio è una stanza ma ci vai tutti i giorni, poi arriva il weekend così parti e ritorni, come un gioco di gambe che ti fermi e riparti, una finta di corpo, manovra avvolgente, ma la vita non mente, lo fa la gente, disillusi o falliti, incazzati, pentiti, eruditi, tutti esperti e scienziati, sanno cosa dire, sanno cosa fare, questo non mi piace, questo non lo voglio commentare, e tu falli parlare, conosci il segreto, corri a farti notare, e se poi all'improvviso ti devi fermare, come arriva puntuale l'infortunio muscolare, pensi a quello che sei, a cos'altro sai fare, dalla tua mattonella non ti fanno tirare, naturale sei destro, that's right, and music just left by you still come a Messico 86, tu balli tutti come fece lui, e proprio come Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, e proprio come a Monaco tu ballerai, ancora la musica legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti coi fatti, come a Messico 86, tu balli tutti come fece lui, e proprio come a Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, come a Monaco tu ballerai, ancora la musica legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti coi fatti. Prova un tiro mancino e sorprendili tutti, lavori, ti impegni, raccogli i tuoi frutti, ricorda gli amici bellini che ci hanno creduto, quelli attenti e importanti non hanno taciuto. Ricorda gli amici bellini che ci hanno creduto. Rico, metti a fuoco, esattamente. Ricorda gli amici bellini che ci hanno creduto, siamo in 12.000. Che bel numero, che meraviglia. Allora, mi sentite tutto a posto, perché io poi mi azzardo a fare delle cose. Ho pensato di fare la live, ma la faccio subito, però poi ho pensato che c'era il posticipo, avremmo dovuto tagliare la live troppo presto, e poi la faccio dopo il posticipo, ma poi è troppo tardi, insomma un macello. Ho tentato di guardare il primo tempo, vi devo dire la verità, mi sono fatto un sonnellino, non perché non lo so se il primo tempo tra Milan e Juve è stato pimpante, mi sono addormentato io, oppure se non lo sto dicendo con il Torre Falan. Mertens da rinnovare, Zanoli da utilizzare con più coraggio, mi piace. A Salerno pregherebbero anche per vincere una modesta Coppa Italia, siano più umili, senza dubbio Tore, e grazie sempre infinite per la tua amicizia e per il tuo supporto.
Il microfono funziona, sì, no, perché poi facciamo quella cosa subito e andiamo tutto a posto. Bene. Si tifa per l'X, sente, mal che vada, allora, lo so Luca, è una bella domanda, mal che vada, io dico meglio che vince il Milan, lo so che voi state contenti, che volete secondo posto, primo posto, eccetera, però io dico sempre meglio che vince il Milan e che la Juve stia più lontana possibile. Sarò io pompieraccio, non lo so, però io dico meglio che vince il Milan e che la Juve non si riavvicina, perché 5 punti sono proprio pochi, quindi più lontani possibile. La vedo così. E quindi dicevo tra le varie cose, non posso dire niente, c'è Malquit, Lemitan, Artemius Blow, la foglia morta. Foglia morta era sull'occasione di quel calcio di punizione, c'era Mertes sulla palla, ma c'era anche Mario Rui in zona Cagliari, e quindi sì, l'avevo letta. Oggi è proprio la giornata delle profezie, mi sono tolto questo sfizietto, sinceramente anche su Instagram. Chi è iscritto al canale Telegram che trovate in basso in descrizione lo sa, perché posto anche dei contenuti esclusivi che non posso postare su YouTube. Benvenuto Boyas, tra l'altro. Mi sono tolto lo sfizio di sottolineare un pochino tutte le profezie, perché poi c'era stato pure un commento qualche video fa, ma chi ti pensi di essere, Nostradamus, che sai tutto tu? No, non so tutto io. Alcune cose sono ammazzo, si prendono ammazzo perché non si può mai sapere. Altre cose si segue un ragionamento logico, si cerca di fare delle deduzioni, delle intuizioni. Io e Spalletti siamo proprio così. Siamo veramente così, la pensiamo uguale in molte cose. E un'altra cosa è l'alternanza nel secondo tempo. Prima ha provato Zielinski più dietro con Elmas che rimane avanti, e poi ha rispostato Elmas perché Zielinski più dietro può funzionare. Vabbè. Comunque andiamo a leggere tutti i vostri messaggi, perché meritate di parlarne voi. Poi dopo ovviamente finirà la partita, aumenteranno i lurcatori e gli ospiti, i passanti. Zanoli e Toast mi piace, Tenebelli Kosh, per noi femminucce un po' di bontà insieme a Rachmani, non c'è... quindi Rachmani anche lui è gradito dalla presenza femminile, questa è una notizia che ci fa piacere. Beh, Zanoli è un bel tocco di ragazzo, senza alcun dubbio. E poi è entrato proprio bene in partita. Questa è una partita che, se vogliamo, è chiaro, l'avversario è quello che è in grossa difficoltà, poi si trovano anche in 10 uomini, ovviamente crescono i numeri, no? Possesso palla infinito, record di possesso palla, record di passaggi di Bobotta, record, se non sbaglio, anche di XG. Domani nell'approfondimento tattico parleremo un po' delle parole di Spalletti, le parole di Mertens che ho potuto sentire, leader assoluto, dirigente proprio del Napoli, in pectore, assoluto. Però devi farle queste prestazioni, devi vincere. Dispiace il gol preso, poi ingenuità. Spalletti l'ha sottolineato, Spalletti veramente non siamo più sorpresi di niente. Anche Spalletti in questa vittoria tonda di soddisfazione ha sottolineato le cose: sanno fare i gol, non dobbiamo essere troppo leziosi, perché in alcune partite non te ne capita un'altra occasione, non ti capita un'altra occasione, mentre gli avversari al primo tiro, all'unico tiro segnano, a volte non tirano neanche e segnano. Quindi il Napoli, se vuole aspirare a essere una squadra grande, deve approfittare meglio delle occasioni che crea e non essere leziosi pensando vabbè tanto lo facciamo, perché questa è una delle problematiche che il Napoli spesso ha. Però sono rimasto invece contento. La cosa che mi è piaciuta di più è il recupero alto della palla, l'asfissiare l'avversario. Poi non lo so, chiedo a voi, chiederò anche a Guido più tardi, se il Napoli non ha voluto infierire troppo nel finale e ci siamo passati un po' il pallone senza affondare,
oppure se questi siamo, che magari siamo stati comunque imprecisi e non decisi a fare l'ultimo gol, non lo so. Però poi interessante anche la questione arbitrale. 4 dietro la punta, sì. No, ma anche ho preso il tuo nome, Levitan, perché ovviamente tu mi hai fatto un pochino un sunto dell'analisi arbitrale, e anche in questo caso, ragazzi, mi dispiace, ma va rivista, perché a me mi pare che il rigore vero, quello un pochino più netto, c'era sulla spinta su Mertens dopo la brioscina che aveva fatto tra le gambe dell'avversario. Spinta netta, niente. Quello di Elmas, un po' di casino, insomma, un po' di nella corsa sarà stato sbilanciato, vabbè, si può dire rigorino. Quello là dove la palla finisce prima sul corpo e poi sul braccio largo, altro amico ex arbitro ci ha detto quello purtroppo è netto e non si può parlare. Però altre volte abbiamo sentito altre dichiarazioni, quindi il fatto che ci danno un rigore che chiude la partita sul 4-1 quando stavamo in completo controllo, così mi sa pure quasi di presa in giro, come a dire: vedi, anche a voi vi danno i rigori inesistenti, non li vogliamo questi qua, dateci quelli là netti che ci stanno e fate finta di niente. Che poi non si venga a dire al Napoli danno i rigori generosi e passa la narrativa dei rigori generosi contro la Salernitana piena di Covid, che stavamo a posto, sinceramente. Non lo so, sono io che penso male sicuramente, e ringrazio Pasquale, caro tenuto, per il super sticker che voi potete aver visto, io no, quindi lo trovate in chat. La reaction l'avete vista? Non l'ho postata nella chat, mi sono ricordato che non l'ho postata. Ma voi l'avete vista sicuramente, perché nella reaction che si vedono tutte le profezie, e ho chiesto il 4-1, è arrivato il 4-1, e ho chiesto Zanoli, è arrivato Zanoli, ho chiesto a Di Lorenzo, è arrivato a Di Lorenzo. Che meraviglia, che meraviglia. Buonasera all'Osco, adesso anche stasera siamo felici, ma sbaglio, 81 di possesso è tipo record. Sì, l'Osco, l'amico Salvatore Pengue di Caffè Napoli 1926, Instagram, Facebook e Caffè Napoli TV, anche su YouTube. Ho visto che voi ne stavate parlando, seguite Caffè Napoli YouTube, perché poi faremo dei altri contenuti esclusivi. Mi pare che sia uno dei record tra gli altri, sicuramente. Fatemi aggiustare un attimo questa chat perché non leggo nulla. Ecco qua. Ma vogliamo parlare del migliore in campo per distacco oggi con il zio. Oggi non ce n'era per nessuno. Oh sì, sai, quello là un po' gonfio, un po' pesante, che entra, gioca con i nipoti un pochino più freschi e sembra così, ci mette quella sua esperienza, quella sua fisicità. Mamma mia, vabbè. Vale, Gian hanno già detto che ADL ha comprato gli arbitri. Lo sapevo. Se no torno dopo. Luis, lo diranno, li aspettiamo. TVB, io già l'ho letta, se la dobbiamo ribadire la ribadiamo, non c'è problema. River Johnny, l'amico River Johnny, lo sappiamo, io un abbraccio a te, te lo mando, amico mio. Spero che la mia analisi ti risulti corretta e onesta. È passata, stai tranquillo, stai più tranquillo, è finita. Già vista, benissimo Stellina. Sul secondo rigore, forse essendo un intervento molto scomposto, non si è tenuto conto che ha toccato prima il fianco, anche se secondo me non c'era. Sì, Valentino, alla fine mi pare che, non lo so se non è proprio una regola stabilita dal regolamento, che quando tocca prima e poi tocca il braccio, che poi tu tocca prima, magari tu poi la pigli col braccio, non è una regola immediata, che tocca prima e poi la prendi col braccio, risulta involontaria e quindi non lo chiama. Si chiama, evidentemente, proprio come dici tu, essendo larghissimo, aumenta assai il volume del corpo, e quindi anche al VAR hanno deciso non c'è sta niente da fare, si deve dare, eccetera, eccetera. E purtroppo il famoso ti sei preso un rischio, si può pensare anche così. Un altro gesto del capitano Cino Mertens, dare il rigore a Lorenzo perché per lui era importante il record, un signore. Bravo Luca, hai fatto bene a sottolineare l'intervista a fine partita di Mertens, un sorriso, una serenità,
una calma, le parole giuste, il saper distribuire la sua serenità anche all'ambiente, il riconoscere l'importanza di Lorenzo in questi anni. Lui è napoletano, lo dobbiamo capire. Ha parlato da dirigente, ha parlato come non parla nessun dirigente del Napoli, nessun addetto stampa del Napoli, nessun responsabile. Mai sentita tanta proprietà, oltre che proprietà di linguaggio, le cose giuste detto nel modo giusto, però anche per stemperare quello che poteva essere un confronto tra Mertens e Insigne. Guarda, ti do il pallone, tieni, segnalo tu, così sui giornali si bilanciano le due cose, se qualcuno deve fare, ma come si fa? E ovviamente la domanda che arriva alla fine a Spalletti dice: come si fa a rinunciare a 2 totem? Perché se non avesse segnato Insigne oggi, che io vi devo dire la verità, io non mi accanisco, non mi voglio accanire, però secondo tempo siamo contentissimi, 115 gol, record importante per lui, tanti gol nel Napoli, non c'è dubbio, però ha giocato maluccio, ha sbagliato quasi tutti i passaggi, quasi tutti i passaggi ha sbagliato, veramente non voglio accanirmi, però devo dirvi le cose come le penso, senza proprio problemi. E quindi Mertens 2 volte bravo a portarsi Insigne quasi sulle spalle sul podio insieme a lui. Si dividono, un gol l'ho fatto io, un rigore l'ho fatto io, un rigore la fai tu, lui si può togliere lo Schwitz, però fa il gesto, qualcuno l'ha apprezzato, qualcuno no. Insomma, è una storia che andava gestita diversamente, una storia. Putin ha visto la reaction molto bene. Bairami piace a molti, amico mio, piace a molti, non è niente male. Ci sono parecchi giocatori dell'Empoli che sono molto interessanti, molto interessanti. Mario Delle Vedove vi mostra il link della reaction. Di Lorenzo è uscito ed è una notizia il fatto che Di Lorenzo abbia potuto riposare, abbia potuto cedere il pass per almeno qualche minuto, è veramente una notizia. Scusate se ogni tanto un po' di bicarbonapoli, ma mi ha già fatto una bolognese. Umberto Livello, dobbiamo ringraziare Umberto Livello, amico mio, benvenutissimo Umberto. Scrivimi su Instagram o su Telegram @Valeriofluido, dove l'avete visto là, e ti posso aggiungere al gruppo degli abbonati. Poi devo fare un controllino di tutti gli abbonati, quelli che si sono abbonati nuovi. Iscrivetemi, così vi posso aggiungere, quelli che non sono rimasti abbonati, che posso ringraziare, eccetera eccetera. Consuelo, sempre Forza Napoli. Internos, non mi sono dimenticato di te, non so tu, ma io col doppio regista arrizzo. Queste sono le partite dove il doppio regista ti può fare la differenza, amico mio. Questo è proprio il discorso che abbiamo fatto. Quando torna anche sa che qualcuno dice: ma come si fa a togliere lo bot? Non vi preoccupate, ci torneranno utili. La fisicità, l'ha ribadito Spalletti ancora una volta, servirà la cattiveria, la fisicità, i muscoli, i polmoni e fare la lotta a centrocampo. In questa partita qui, dove tu avrai la palla per 90 minuti, c'hai Lobotka che si gira in un attimo. Ha fatto una partita ottima Lobotka, ma Lobotka, io di Lobotka devo sottolineare il primo pressing e palloni recuperati, e a volte anche come ultimo baluardo, perché in molti ci riversavamo per segnare, e Bobotta aveva la velocità e la prontezza di recuperare subito la posizione, anche perché Fabian aveva un po' più di licenza per arrivare al tiro. Mertens viene dentro, Fabian si inserisce, tanta roba. Però ragazzi, oggi Lobotka benissimo, ma dobbiamo sottolineare ancora una volta la partita di Fabian, perché io mentre dico rinnovate Mertens, io ricordo rinnovate Fabian, perché Fabian ha fatto una crescita esponenziale a partire dal girone di ritorno dell'anno scorso, a partire da l'andata di quest'anno, e adesso continuità di prestazione, convinzione nei suoi mezzi, ha sveltito il gioco, quando tira in porta prende sempre la porta, e non tutti i giocatori del Napoli hanno questa caratteristica, è sempre pericoloso e ha la fisicità. Fabian è un madonna di centrocampista. Ti puoi preoccupare? Sì Vittorio, ci possiamo preoccupare onestamente.
Vogliamo parlare del gesto di Lorenzo dopo il rigore? Ti amo e ti amerò sempre, io ci sto sempre, ci sarò sempre, una cosa del genere, ha detto così. Valeria, va bene, noi ne prendiamo atto, però io devo essere Luca Pesce, leggo bene? Benvenuto Luca, anche a te, non vedo l'ora di aggiungerti al gruppo degli abbonati che non si ferma mai, cresce sempre e ci divertiamo moltissimo. Va bene, ti amo, ti amerò sempre, però io ho sentito il labiale, mi pare io ci sarò sempre, una cosa del genere. Se dici ti amo e ti amerò sempre, è vero, e sicuramente lui ci ama e ci amerà sempre. Ci sarò sempre no, perché lui va, se n'è andato a metà stagione, continuerà, farà di tutto per fare quello che deve fare con noi fino alla fine, magari si potrà togliere uno sfizio, speriamo insomma di festeggiare una qualificazione in Champions, va benissimo, però sempre per qualcun altro, fa niente. Ciao Sarracino, per una volta l'arbitraggio è stato un po' per noi, per una volta Di Lorenzo è stato sostituito, che ci vuole di più? Veramente è la giornata delle cose assurde. Da regolamento c'era, regola Ballourd. Vedi Steve, allora come l'avevo letta io. Il mio amico Juventino dice che il nostro stile di gioco si basa sugli episodi e sulle simulazioni. Sulle simulazioni. Anche io non avrei voluto né quello su Elmas né l'altro, solo quello su Mertens. Questa è la risposta al tuo amico Juventino, caro Giacomo, te la sta dando la chat, la community del Caffè Napoli 1926. Un esercito bellino di gente onesta, che quando addirittura ci sentiamo in colpa anche di avere avuto rigori che da regolamento ci stanno, ma che dobbiamo aggiungere più? Che cosa vogliamo aggiungere più? La regola del tocco prima è solo per delict, già hanno chiesto scusa. Esatto, non c'è nessuna regola, esattamente, come vedete. Grazie mille Consuelo, apprezzo tanto la vostra presenza. Lozano lo vedo sempre disubbidiente, spesso richiamato da Spalletti, addirittura oggi l'ha sostituito a fine primo tempo, lo vedo troppo voglioso, quindi frettoloso nel fare le giocate. Ci sta come lettura, adesso stava anche bello in fiducia, magari fare un altro gol per lui era importante per confermare la doppietta dell'ultima partita. Ragazzi, questa poi deve essere la forza nostra. Avere degli esterni in forma e avere la possibilità di sostituirli quando invece stecchi la partita o non ci stai o non l'hai presa bene. Oggi, devo dirvi la verità, in un paio di occasioni colpa di Rachmani che gli ha dato dei palloni difficili da controllare e da gestire. Altre volte, alcuni leggevo anche nella chat, a gamba molla, eccetera, eccetera. Sì, ha fatto una partita che non rimane negli annali, sicuramente. Ed è bene che può entrare un Politano, è bene che può entrare un Insigne, è bene avere Elmas che si può spostare anche a destra, è bene avere, quando tornerà un as, speriamo tutto a posto, a un as, perché comunque parliamo di cose di salute, e quindi va bene così. E fatemi ringraziare, quindi Umberto Livello lo abbiamo benvenutato, fatemi ringraziare perché vedo Gennaro Dauri, io sono Gennaro Dauri, vedo le cose, ringraziamo Luca Pesce ovviamente della loro nuova presenza, e vedo, niente, è volato tutto, River Johnny, che voglio ringraziare perché tra tutti sei sempre il più corretto e sei un signore Valerio. Grazie infinite amico mio, tu rappresenti poi quello che di più bello c'è nel calcio da tifoso di un'altra squadra che comunque stai qua con educazione, vuoi parlare di pallone, ti piace fare approfondimento e non crei quella cosa odiosa di attriti tra due popoli che ci stanno pochi chilometri per mezzo, quindi veramente è un peccato. Che avevo letto alcune dichiarazioni che non ripeterò nemmeno, dei tifosi, di alcuni tifosi della Salernitana. È veramente un peccato. Tu invece sei la rappresentazione vivente che si può essere diversi e si può essere tranquilli. Ma è bello pure vedere il nuovo presidente vicino a De Laurentiis che fa il tweet di benvenuto quasi come se fosse il nuovo terzino sinistro. Benvenuto Iervolino. Magari, capito, in un futuro la speranza è l'ultima a morire. Noi rispondiamo con affetto a certe provocazioni e grazie mille.
Allora, 31 punti all'obiettivo Champions, bene, bene Davide. Juan Jesus senza gol annullati, capocannoniere, pure lui alla fine, ragazzi, stare lì una volta di testa, una volta di piede, una volta ribadisci, una volta fai, è importante. Noi sappiamo che dobbiamo avere gol da tutti i reparti, visto che sono mancati, continuano a mancare i gol di Politano, i gol di Insigne, oggi ne ha fatto un altro ma sempre sul rigore, Lozano ne ha fatti 2 ma comunque ci aspettiamo di più. Se mancano quei gol là qualcuno li deve fare, ed è bene che anche c'è Rachmani che sta segnando, c'è Juan Jesus che sta segnando. Oggi particolare, segnano 2 difensori centrali nella stessa partita e i 2 piccoletti Mertens e Insigne. Allora, Lozano non ha forza nelle gambe, esatto, questo stavamo dicendo. Luis, il volino sì, il nuovo acquisto. Senza dubbio Lucio, il link è stato inviato, ma gli ho detto anche magari se aveva voglia di passare più tardi e se aveva voglia di guardare un pochino Milan-Juve per noi, visto che noi siamo qui e non la possiamo finire di vedere, almeno io non voi potete tenere un occhio, mi potete aggiornare senza dubbio. Allora, che è stato Osimhen? Niente di che, Vincenzo, l'hanno visto un pochino nervoso a fine partita per qualche passaggio che magari lui voleva in più o ribadire in rete, eccetera, eccetera. È sembrato avere una delle reazioni sue un po' scomposte, come fa d'altronde anche con gli arbitri, no? Perché magari cade, inciampa o si sente toccato, un fallo, e reagisce sempre così. Salah Dal-Wastuvitz, però potrebbe anche essere come si dice, proprio di DNA, e non lo cambi, potrebbe anche rimanere così per sempre, che non lo cambi. E quindi qualcuno lo deve almeno aiutare a smussare certe cose. Poi Spalletti ha riportato tutto alla calma, gli ha parlato, dice che poi ha confermato che nello spogliatoio non è successo che le bischerate, sono bischerate, e subito è andato vicino a Politano a stringere la mano, non c'è nessun caso, nessun problema. Anzi, va bene pure che lui voglia segnare, c'ha voglia di segnare, c'ha voglia di tornare, a noi servono questi qua. Servono più questi qua, credetemi a me, servono più questi con la voglia di segnare che magari una volta in più tirano a fiotti, che non cercano il vero, il passaggino, il colpo di tacco, il pallonetto, perché noi dobbiamo fare gol. Credetemi. Da sottolineare che i tifosi romanisti si stanno mangiando il fegato per JJ e fanno bene. Roma che comunque, vabbè, difensori all'altezza ne hanno, probabilmente anche più in prospettiva meglio di JJ, che comunque la sua carriera l'ha già fatta, però può garantire un altro paio d'anni a buoni livelli. Roma 4-0, poi 2 gol li prendono, altra profezia del vostro fluido nazionale, ma questi sono discorsi per gli abbonati Telegram. Grande Giorgio, povero Osimhen, nessuno gliela passava e si arrabbia, è così. Secondo me Koulibaly deve stare attento che rischia il posto. Comunque sto notando un Lozano che fa molti errori tempi, soprattutto per gli stop. Che ne pensi? E ti ripeto, per gli stop dipende anche da come gliela danno. Fare certi stop da destro che sta col piede opposto sulla destra quando viene incontro alla palla è un po' più complicato. È più facile per Politano, è più facile per Insigne o Elmas dall'altra parte. Questo tecnicamente non c'è dubbio. Poi deve stare in buona forma, ha fatto delle partite migliori di questa sicuramente. Deluxe, rinnovare Fabian che adoro oppure venderlo a tanto senza richiamare come fatto in passato, tengono giocatori un anno in più per poi svenderli rispetto a cifre precedenti. Buona domanda, il mercato è sicuramente cambiato. C'era un periodo di follia, vi faccio senza nemmeno parlare del Napoli, l'esempio lampante è Belotti, 100 milioni, no, non lo do per 100 milioni, devono essere 110, 120 eccetera eccetera. Se per Belotti ti davano, caro Cairo, un 60-70 avresti dovuto cederlo senza dubbio, perché poi sì, è la tua punta di diamante eccetera eccetera, ma Belotti non ti ha fatto da solo né arrivare in Europa né farti fare una serie di campionati così.
Koulibaly 120, cioè tutte queste offerte incredibili che avvenivano prima non arriveranno più, e quindi non so se il Napoli riesce ad ottenere una bella cifra per Fabian. Il fatto è questo, ragazzi, non dipende più, secondo me, nemmeno dalle squadre, perché i giocatori stanno quasi tutti in massa in Europa decidendo di arrivare a scadenza. Pensate a un Mbappé che comunque vuole arrivare a scadenza per essere poi prelevato da una squadra e guadagnare di più dal fatto che fanno risparmiare il cartellino alla squadra. Quindi è una situazione molto complicata, e ecco perché diventa anche più difficile fare mercato. Che tipo di contratto devi fare ai giocatori? Più lungo? Devono cambiare le regole? Bisogna stabilire delle cose migliori? Non è facile in questo momento. Pronostica anche lo scudetto, non si fa mai, Davide, ma io lo sai, io pronostico solamente le cose che mi sento e che ritengo possibili e plausibili. Guardiamoci nell'anima. Le non voglio dire una stupidaggine, però le cose improbabili, calcisticamente molto improbabili, non ve le dico, ed è per questo che io sono contento quando poi faccio un video, magari anticipo una cosa o comunque faccio un ragionamento con voi, e sono semplicemente contento di non dirvi stupidaggini, di non dirvi cose, ma parlo anche per esempio del mercato. Tagliafico, siamo ai dettagli? No, non siamo ai dettagli, non eravamo ai dettagli, e Tagliafico comunque ha scelto il Napoli, e l'Ajax non ha scelto il Napoli. Vediamolo poi alla fine del mercato certe cose. Vi ho detto calma, prudenza, e l'importante è che non vi dica sciocchezze, perché voi quando venite a vedervi un video dovete potervi fidare di me. Allora, volano i messaggi, volano tutti i messaggi. Mi sono perso il tweet di Bezos contro Cagliolo, ma no, aspetta, penso, perché poi tu fai la faccina dubbiosa. Deve essere una gag, deve essere assolutamente una gag, non è possibile. Spiegatemela, perché evidentemente mi sono perso anche qualche meme. Fatemi sapere. Allora, mamma che ansia, Meret o Ospina? Allora, ma tu dici in campo per la prossima o in generale? Perché anche questo discorso potrebbe venir meno l'anno prossimo se Ospina, che va in scadenza, ha un'offerta più allettante, e quindi se il Napoli non gli offre un contratto, perché se è in scadenza già per gennaio avremmo dovuto decidere, forse il Napoli si sta guardando intorno o sta decidendo di affidare la porta a Meret. Adesso Ospina è tornato in panchina, magari non era in grande forma, potrebbe adesso ribaltarsi la situazione. Meret con un po' più di fiducia gioca in campionato e Ospina te lo ritrovi contro il Barcellona. Potrebbe essere questo. Oggi Meret ha avuto mezzo tiro in porta, l'ha preso il tiro centrale, però fortissimo, difficile da parare, però purtroppo anche sfortunato. E anche sfortunato. Allora, vediamo un pochino altri messaggi. L'amico Stefano: a noi danno i rigori inutili giusto per giustificare i rigori utili che danno agli altri, senza Fanom, non è un'illazione, non è contro la Lazio. La Lazio non c'entra, ma è una frase fatta. A fine anno ci impapocchiano con la storia degli arbitri, sbagliano contro tutti, senza alcun dubbio, Stefano, senza alcun dubbio. Il bacio allo stemma è un modo per Lorenzo per ribadire e per riprendersi uno sfizio. Quando segni puoi fare tutto, quando segni hai ragione tu, puoi fare tutto, e quindi bacetto allo stemma, e va bene, perché comunque si è creata in città indubbiamente ancora di più una spaccatura tra quelli che non hanno amato il modo in cui, perché ricordiamocelo, non facciamo finta di niente, le parole le ha dette Mertens, onestamente, con serenità, ecco, però noi dobbiamo ricordarci tutto, cioè, all for one a metà gennaio, sono cose si potevano evitare? Sì, si potevano evitare, ma quelli proprio ti gestiscono tu, e allora è una scelta che hai fatto, è una scelta. Allora, che fine ha fatto Bezos? Bella domanda, era fatta, ma Putin, perché non te lo compri tu? No, il fatto è questo, ragazzi, entro il 2026, quindi noi dobbiamo aspettare. Nel frattempo sarebbe bene ricevere delle scuse tutti i giorni, per tutti i giorni fino al 2026.
però non possiamo smentire la notizia perché il 2026 non è ancora arrivato. Pensa che notizia, una notizia che dura 4 anni. Bellissimo. Purtroppo quando vinci gli altri non ammettono i tuoi meriti, tant'è che io ho detto allo Juventino che i primi a simulare sono proprio Quadrato e Dybala, che stasera è stato più per terra che in piedi. VAR Jesus, lo chiamerei VAR Jesus per tutti i gol annullati, eppure oggi stavano tentando di annullare. Meret lo manderesti via? Mandare via no, però potrebbe rientrare in un discorso, ragazzi, il Napoli, ok, Champions, magari con i soldi della Champions puoi fare un po' di mercato, ma ci sono molti giocatori che perdi in scadenza e dovrai venderne qualcuno per fare mercato e per aggiustare quelle cose che devi aggiustare. Non è questione di mandarlo via, ma se diventa un nuovo mercato, cioè se ha delle offerte, e il Napoli ci deve ragionare, anche su questo ci deve ragionare. Dice Leonardo che Tagliafico alla fine ha scelto di andare al Barcellona, e Leonardo, caro Losco, il tuo piccolo talentuoso Leonardo, ha ragione e ne capisce più di molti esperti. Una roba così. Allora, Lozano sostituito al 45esimo mi ha dato la sensazione di bocciatura, non so, è sconfortante. Ragazzi, no, non vi... Ma perché? Perché? Allora, Politano che parte dalla panchina per 2 partite consecutive, anche quella è una bocciatura? No, sono scelte. Va bene poter fare una sostituzione al 45esimo, va bene. C'avevi Lorenzo che è tornato, magari era la partita giusta contro una Salernitana. Ascoltate un cretino. Si fanno delle scelte non solo per vincere la partita, ma fanno gli arbitri, gli allenatori fanno anche delle scelte per lo spogliatoio, per la serenità dei giocatori, per mantenere certi equilibri, per non distruggere certi altri. No, la sostituzione c'era perché non era stato un primo tempo brillante. Hai un Insigne che è pronto e che è tornato e che scalpita e che vuole far parte di questa cosa, perché se poi lo isoli si crea quella musaggine, il musone, eccetera, eccetera, che comunque non va bene. Stai giocando contro una Salernitana in grandissima emergenza e in 10 uomini. No, dopo è diventato in 10 uomini, ma era nell'aria che qualche altro cartellino potesse arrivare e che comunque il Napoli avrebbe dominato. Io ho chiesto il 4-1, il 4-1 è arrivato, quindi era prevedibile. Metti Insigne in una partita che è più facile rispetto a una partita punto a punto molto equilibrata, eccetera, eccetera. Hai recuperato anche mentalmente Insigne, che poteva soffrire del fatto che adesso è Elmas protagonista, Zielinski protagonista, Mertens protagonista, Insigne soffre, Insigne il muso, lo spogliatoio ne risente. Secondo me Spalletti è stato sagace. Allora, scorrono tutti i commenti e quindi io devo recuperarli più o meno tutti. Il calcio è cambiato con le 5 sostituzioni, poi era giusto dare minutaggio, forma, non c'è più la bocciatura in senso stretto, e sono d'accordo con Paolo. Questi 2 rigori dati potrebbero essere mortiferi per noi, nel senso che non ci daranno più rigori neanche se ci spezzano le gambe. Non c'è dubbio, Angela, che dipende un po' dalla narrativa, da cosa si dirà in giro per l'Italia. Sappiamo che poi gli arbitri, finita la partita, si confrontano con la classe arbitra, con Rocchi, con i disegnatori, eccetera, eccetera. Designatori, noi disegnatori. E potrebbe essere... potrebbe arrivare la tiratina d'orecchie e dire statevi un po' attenti con il Napoli, sono stati generosi quei rigori, potrebbe arrivare, il pericolo c'è. Contro una squadra chiusa sarei partito con Lozano a sinistra e Politano a destra. Scelta. Tu stai scegliendo Politano. Guarda, non so. Tu stai scegliendo Politano a destra al posto di Elmas a sinistra. Ci può stare come discorso. Lozano a destra per me funziona come a sinistra, basta che sta in forma lui, non è questione di posizione. Elmas alla fine la partita te l'ha spaccata, perché è riuscito a scartarsi tutta la squadra e si è preso il primo rigore.
quindi ha funzionato. Se metti un Lozano a destra che magari può arrivare al cross più facilmente di un Politano, più facilmente di un Lozano a sinistra, magari è più partita da Petagna al centro, volendo, piuttosto che Osimhen, che magari nell'intruppo è difficile che avrà, però ripeto ancora una volta, scelte che servono per lo spogliatoio, per il recupero mentale di alcuni giocatori. Sagace è ufficiale, Spalletti segue il canale. Quando Sabatini dice che ci hanno dato un rigore ogni 3 angoli, lui che fa? Gli dà un bacio di pipì pistacchioso. È vero, Giorgio, è proprio vero, l'ho visto ed è stato straordinario, simpaticissimo, stemperante, senza nemmeno, io non si parla col direttore, non si contesta. Me lo trovi, e mi ha ricordato un pochino il modo in cui gli dà il bacio Spalletti, sembra Totò contro i 4 quando vicino ad Aldo Fabrizi fa, si vede bene, me lo trovi che ha perso la macchina, gli hanno rubato la macchina, era proprio quel bacio là. Il tempo effettivo del primo tempo fra Milan e Juve sia a dir poco scandaloso, aspetteremo notizie in merito, amico mio. E Luca Leardi, che bella tazza, allora che bella tazza, sai, ne ho una uguale. Sosteniamo il canale Fluido sul fluido.net, ci sono tanti gadget bellini, aiutiamo Valerio a crescere la nostra community, è la migliore di YouTube. Grazie Valerio per tutti i contenuti che ci dai e per il mazzo che ti fai. Grazie a te Luca per il supporto e per l'amicizia da sempre, grazie mille. Welcome Sagace. Valerio, secondo te cosa può cambiare per una squadra giocare in casa e giocare fuori casa? Per esempio l'Empoli fuori casa è una squadra bella da vedere, invece in casa è il fratello gemello brutto. Davide, queste sono poi statistiche che si fanno a partite finite. Tu vedi, hai perso pure il Napoli, meglio fuori casa che in casa, perché le ultime cose al San Paolo non avevano funzionato, al Maradona. Non lo so, per alcune squadre tu puoi fare un ragionamento, dici contro le squadre che ti attaccano in un certo modo è meglio difendersi e attaccare, quindi la squadra in trasferta, ma questo è un po' cambiato, questo discorso è un pochino cambiato negli anni, perché l'Empoli poi è una squadra che gioca a calcio e l'abbiamo visto nel secondo tempo con la Roma. Io il primo tempo non l'ho visto, ho visto il secondo tempo e l'Empoli si è preso il pallone, ha fatto solo 2 gol, non è riuscito a farne 4 per ribaltare la situazione, era pure difficile, però alla fine giocano a calcio comunque. Poi a volte è pure casualità, capita che prendi la partita storta in casa, la partita ottima in trasferta, magari uno lo sottovaluta, ecco. Dobbiamo entrare nella mentalità delle squadre di peso. Non esistono né cambi di bocciatura né giocatori titolari in riserve. Lorenzana parte dall'inizio, subentra Napolitano, una scelta, punto. Mo come lo togli Lobotka servirà in altre occasioni. Esatto, Levitano, la vedo così. Poi c'era anche, vedi, con un poco di ironia, Di Lorenzo è uscito, è una bocciatura. Ovviamente è diversa, la sostituzione al 45esimo fa più rumore, però non è la prima volta che lo ha fatto Spalletti. Ricordiamo l'ingresso di Unassa al 46esimo, se non ricordo male proprio contro la Juventus. È una cosa che si può fare, con i 5 cambi si può fare, ogni allenatore poi ha la sua strategia, alle volte funziona, alle volte no. Allora, vediamo un pochino. Di Lorenzo non è talmente più abituato a uscire che non esce neanche più di casa ormai. Battatore, buonasera, lascio un like e vado via, vi riguardo domani, grazie amico mio, apprezzo moltissimo anche chi può guardarci in differita. Vince, che ne pensi dell'ingresso di Zanoli? Mi è sembrato un ragazzo con personalità e che per caratteristiche fisiche e tecniche può farci comodissimo. Io sono d'accordissimo amico mio e sono stato contento onestamente che sia entrato Zanoli al posto di Marquit, onestamente, perché al momento io non dico che sono equiparabili, perché comunque Marquit ha girato il mondo e quindi ha più esperienza. Zanoli è giovane, deve farsi, però Zanoli fai bene a sottolinearne anche caratteristiche fisiche importanti. In un paio di occasioni era anche libero, avrebbero potuto servirlo di più, coinvolgerlo di più nel gioco. Non fa niente, è bene che con un po' più di coraggio Spalletti lo possa far rientrare un pochino nelle rotazioni, sempre col discorso dei 5 cambi, magari con partite già
dove sei in vantaggio senza dargli troppa responsabilità. Bene, e visto che Marquette è anche a scadenza, a questo punto punta su un ragazzo che è tuo, te lo ritrovi, lo fai crescere, lo valorizzi e magari se Marquette va. Quindi sono d'accordo. Io ricordo quando dicevi cacciate Fabian e Lente, ora dici rinnovatelo, come bello il calcio. Hai ragione Sniper, io non posso ritirare, togliermi da bocca le mie stesse parole. Questa è una di quelle cose dove i giocatori ti fanno ricredere e devi ammettere il tuo errore. Però ovviamente con onestà dovete darmi atto che abbiamo sempre parlato di atteggiamento di Fabian e non di valore assoluto, perché poi se parli di valore assoluto crei l'errore e fai la brutta figura. Non ho mai detto che Fabian non era un gran giocatore, non ho mai detto che Fabian non aveva tecnica, non aveva un sinistro ottimo, però ragazzi, che Fabian fosse lento non possiamo nemmeno negarcelo, e che Lobotka fosse doppio non possiamo nemmeno negarcelo. Era proprio così, all'interno di una situazione migliore. Poi c'è anche la crescita, c'è anche la crescita di giocatori che, ricordate che Fabian ha cambiato molto il fisico, è cresciuto molto fisicamente dal primo anno al secondo anno al Napoli, quindi si è anche magari abituato a gestire un fisico diverso e magari adesso lo riesce a gestire più velocemente. Magari Spalletti ha detto le parole giuste che Gattuso non gli ha saputo dire. Ricordate le parole di Gattuso: Fabian a sinistra non ci vuole stare, preferisce stare di qua, eccetera eccetera. Poi piano piano lo ha portato sempre un po' più indietro proprio Gattuso per fargli fare più regia, e tiene un anno di regia, di esperienza in più, con consapevolezza. Nel frattempo oggi è regista, ma te lo trovi a tutto campo, te lo ritrovi a sinistra Fabian, perché ci aggiungi un anno di esperienza, ci aggiungi l'esperienza di un allenatore importante con più esperienza di Gattuso. È crescita, è tutta crescita. Ciao Valerio, buonasera. Io stavo guardando la partita, ma non sembra una partita di calcio, bensì chi fa più simulazioni tra le due. Mamma mia, questo continuerà a essere sempre più frequente se non si interviene. Daniele, hai ragione, io a costo di diventare noioso, ma io dovrò prendere un'abitudine, devo cercare di ricordarmelo. Ad ogni video, prima e dopo, a fine video, a inizio video, nel mezzo del video, devo ricordare: non simulate. Devo ricordarlo come se fosse un mantra, come se fosse una nuova macchietta e una nuova frase fatta, un nuovo meme. Non simulate, che poi succedono le cose come Rebic, che poi ve la prendete col VAR, ve la prendete con l'arbitro, ve la prendete con ha sbagliato l'arbitro e ha chiesto scusa. Rebic è causa di se stesso, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Rebic, hashtag Rebic è causa di se stesso. L'allucco che ha tirato Rebic sul fallo che non riceve ma che fa, perché oggi è stato dato il fallo uguale, Empoli-Roma uguale, che quello sta provando a tirare, gli tolgono il pallone del fallo in attacco. Rebic è causa di se stesso, inganna l'arbitro con la simulazione alluccando come un dannato, l'arbitro viene ingannato e fa un errore perché era fallo al contrario. E purtroppo la narrativa è passata, perché questa cosa io la sento solo qua e non la sento sugli altri canali, non la sento in televisione, non la sento su Paramount Plus. L'oggetto misterioso che non serve a niente ha fatto 3 ruoli diversi senza uscire dal campo, La maglia sei riuscito a prenderla. Valentina, mi sono arreso, non ho provato più, devo dirvi la verità. Magari posso provare con qualche altra carta, con qualche altra situazione, non lo so, però ho avuto un momento di scoramento e di delusione, perché non è possibile che una squadra una squadra importante, portata tra le prime 20 squadre d'Europa, eccetera eccetera, tengano questi problemi di marketing spicciolo, e non è possibile. Poi ci lamentiamo che non c'è il marketing. Io devo andare su internet col cellulare e comprarmi la maglia immediatamente senza avere problematiche da New York. Non è che devo avere delle carte particolari, eccetera eccetera. Posso aspettare Amazon, posso preordinarla, tutta una serie di scocciature che non dovrei avere. Mi scrive l'amico Mike Fisherman che abita qua a Brooklyn sotto da me: anche io ho provato a comprarla, non ci sono riuscito. Allora non sono solo io, Società Sportiva Calcio Napoli, non sono solo io, e la maglia mi piace,
mi piaceva e mi piace ancora. Questa tendenza di andare in scadenza secondo te potrebbe portare ad un futuro non mercato dove praticamente si abbassano le pretese e compri solo quando strettamente necessario? Può essere che si arriverà a questo. Mister X, fatta per Tagliafico, si va ai dettagli. La settimana dopo sempre Mister X, Napoli, beffa Tagliafico, l'argentino vuole solo... Ma come? Ma avevi detto chi? Io? Mai? Sbaglio se dico che il gol loro l'ingenuità clamorosa nostra, si sapeva avrebbero fatto quello, ci siamo fatti prendere un po' come dei polli. Sì, Massi, un po' di più di preventive, è anche comprensibile che il Napoli si riversi con più uomini in attacco per cercare di segnare, per cercare di chiuderla. Siamo stati un po' ingenui, mi pare che Mario Rui stava molto in avanti, però la voglio rivedere bene quell'azione là, però è una classica azione di contropiede veloce, quello ingarra pure il colpo di tacco, insomma sì, dovevamo fare un po' più di preventivo. Welcome Sagaci. Questo è il pensiero di stasera. Col Venezia sarà durissima, loro giocano bene e non si può sottovalutare. Per il resto ho un punto in più del Milan. Ciao Vale. Ciao Antonio. E senza dubbio, ragazzi, ve lo anticipo, non è pompieraggio, non è il Venezia che abbiamo affrontato la prima giornata di campionato dell'andata, non lo è proprio, è una squadra che ha più consapevolezza, è una squadra che è cambiata, è una squadra che gioca benino e che ha messo in difficoltà l'Inter, si deve dire la verità, hanno tenuto il punteggio in equilibrio fino alla fine, dobbiamo stare molto molto attenti. Le inseguitrici hanno avuto molto più problemi tra Covid, infortuni e Coppe d'Africa rispetto all'Inter capolista, secondo me non è una cosa da sottovalutare. Aggiungo Deluxe, se l'Inter non ha problemi di Coppa d'Africa è perché non hanno giocatori africani, quindi è una scelta giusta. Se i giocatori loro non si infortunano mai, vuol dire che sono giocatori, oltre a un po' di mazzo, sono giocatori che storicamente si infortunano di meno. Il Covid può essere una cosa casuale o può essere che stanno molto più attenti, fanno solo casa, allenamento, questo non lo possiamo sapere. Però anche quelle sono cose di cui dobbiamo dare atto all'Inter. Buonasera a tutti. Sono entrato adesso con un fortissimo ritardo. Ad un primo impatto i rigori mi sono sembrati generosi, ma è un mio pensiero. Avrei usato Petagna contro una squadra come Salernitana. Mario, sei entrato tardi, ma hai detto sei legato a doppio filo col mio pensiero. Anche io ho detto Petagna, che avrebbe potuto fare più a sportellate là davanti e magari potevi fare qualche cross. Anche con Osimhen puoi fare qualche cross, però sta con la maschera, quindi voglio dire è meno pericoloso probabilmente di testa in questo momento, e i rigori sono decisamente generosi. Dobbiamo continuare così, partita per partita, a mettere le cose al posto giusto, una colonna, un puttino, una colonna, la colonna, un puttino, e in mezzo una bella donna che rappresenta il dolore. Ma no, non c'è, come non c'è? Ci si allargano le colonne, facciamo entrare. Bravi. Like preventivo come sempre, però a me Lozano non mi piace. Figurati Gianluca, non ci devono piacere tutti i giocatori per forza, non c'è dubbio. Secondo me non arriva nessun giocatore conoscendo il Napoli, magari in estate il terzino arriva, anche se devo dire Mario Rui non mi sta dispiacendo. Partite oneste sicuramente, ma ne devi avere un altro, a meno che il Napoli, perché anche Gulam è in scadenza, ragazzi. Noi la teniamo ben presente la lista dei giocatori che vanno a scadenza, e che il Napoli, se non rinnova, deve ricomprare, e quindi ovviamente ne deve arrivare un altro, senza dubbio. Luca Leardi, questo è quello vecchio probabilmente, mamma mia, loro sono in ritardissimo con tutti i messaggi. Ospina rinnova? Non lo so, Salvatore, purtroppo non lo so. Lozano ha bisogno di spazio, Politano tira da lontano, una partita chiusa da sbloccare, la scelta migliore. Questo è un discorso logico. Oggi Di Lorenzo non ci credeva neanche lui, oramai stava uscendo neanche più di casa. Il fatto che si sono abbracciati, c'è stata pure la risata con Spalletti, abbiamo detto nella reaction che Di Lorenzo andava a iscriversi al canale. Vatti a iscrivere, Spalletti gliel'ha detto, vatti a iscrivere al canale perché lascia il like. Un grande Bobotta senza dubbio, Stellina, senza dubbio. Notizia per i mod: le donazioni su Streamere non fanno comparire i messaggi. Allora era un'altra, Luca. Fai bene a dirlo ai mod, ma lo devo sapere più io, perché i mod non sono coinvolti in questa cosa qua.
Devo controllare, qualcuna però è uscita, quindi chissà se stiamo in ritardo. Dopo 10.000 chilometri sostituito Di Lorenzo per Tagliando. Grande Giorgio. Sempre, anche tu sei sagace. Anche tu sei sagace, senza dubbio. Grazie mille, amico mio. Zanoli Tacco per Zelischi, se non sbaglio. Sì, no, vabbè, ma è un buon profilo. È un buon profilo. Mo, o lo fai giocare contro, o lo fai andare in un Sassuolo, in una squadra di media classifica di Serie A, oppure te lo tieni come prima riserva, però gli devi dare un po' più di spazio, perché se non cresce mai, non fa mai esperienza. Di Lorenzo, quando ha visto che usciva il 22, si è girato per cercare di capire se era veramente lui il 22, poi gli hanno detto guarda che sei tu, infatti stava piangendo. Oggi Fabio ha riempito molto bene anche gli spazi lasciati da Tris, a parte qualche palla giocata con un filo di leggerezza, partita di grande sostanza. Esatto, Valentino, esatto. Cercava Insigne con lo sguardo. Quando rientrerà chissà, sarà un peccato lasciare in banchina Lobo, sta dominando in largo e in lungo, lo so Massi, lo diciamo tutti, lo dicono tutti questa cosa qua, io non mi preoccupo. Ci saranno le partite per Anghissà, le partite per Lobotka, le partite dove serviranno tutti e due e le 5 sostituzioni, non mi preoccupo. Se il Bari salisse in A, quale società venderebbe al DL e perché secondo te? Lionar, facciamo informazione completa, non ha importanza la serie, cioè se il Bari resta in B, se il Bari resta o in A, non ha importanza. Gravina ci ha minacciato, entro 2 anni il Napoli deve avere De Laurentiis deve avere una sola società. Alla risposta quale società venderebbe a DL bisogna sempre rispondere con le parole di Guido Gentile: devi vedere chi ti offre chi per cosa, chi ti offre cosa per chi, perché non si vende quello che uno ha intenzione di vendere, ma si vende quello che uno riesce a vendere in base alle offerte che riceve. Vi ripeto, dato che Bezos non è una cosa 2026, ma dobbiamo anticipare, dobbiamo vendere prima. Allora, dato che Bezos si fa entro il 2026, non si può fare. Può essere che arriva un'imprenditoria che ha la possibilità di comprarsi il Bari e non il Napoli, e a quel punto sei costretto a venderti il Bari. C'è qualcuno che ha intenzione di investire nel Napoli perché è meglio, cioè il brand e tutte le cose, i tifosi all'estero vogliono sfruttarli meglio, per esempio, così si vengono a prendere il Napoli. Non credo sia ADL che decida, lo decide il mercato. Vedi? Perché poi Angela che richiama l'hashtag Fabian, com'era il nostro hashtag? Scetati che sei forte, crediamo in te. Quindi grande onestà intellettuale di questo Catania. Iscrivetevi al Catania. Grande onestà intellettuale, credevamo in lui, ragazzi, credevamo in lui. Secondo te a colpi Marini sul gol rallenta molto l'azione, ha rallentata anche molto l'azione, bisogna usare di più Gulam? La voglio rivedere, Davide. Io ricordo che stava molto in avanti nell'azione, parte delle sue zone. Temo di sì, però la voglio rivedere prima di dare un giudizio definitivo. Scusatemi, la bolognese è stata una cosa meravigliosa. Bisogna usare di più Gulam, dipende da come sta Gulam, ragazzi. Mo ve ne siete resi conto, no? Che il titolare è comunque Mario Rui e che abbiamo recuperato Gulam, ma Gulam va tenuto, va centellinato, va utilizzato per la sua esperienza, per la sua fisicità, più in difesa che in attacco. Gulam ti torna utile per far rifiatare ogni tanto Mario Rui. Quando Mario Rui proprio non c'è, puoi rischiartela, gli puoi far fare le partite, ma abbiamo stabilito con questa partita che Mario Rui è il titolare di quella fascia, senza dubbio, senza dubbio. Allora, che olio usano? Allora, Spalletti è sagace e quando studia la partita mette tutto al posto giusto, una colonna puttina, l'avevo già letto. Allora io devo saltare, è saltato tutto, è saltato tutto. Me la puoi prestare un po' di competenza? Ah, questa è uscita qua. Allora ragazzi, avete distrutto YouTube ancora una volta, siete straordinari. Siamo alle solite che non funzionano più le notifiche. Qualcuno nuovo che sta lurcando si iscrivesse al canale. My like? Vittorio, io te la presto, te la regalo, non è a volte è mazzo, a volte pure un po' di competenza me la prendo sinceramente e ti ringrazio.
sto qua proprio per questo, per condividere con voi le mie intuizioni, e molte cose mi arrivano da voi, senza dubbio. Ricordiamoci che De Bruyne si è definitivamente consacrato con Guardiola a 26 anni e Fabian ne ha 25. Fai bene a ricordare anche l'età. Io ti ho ricordato la crescita, e la crescita è anche quella. E la crescita è anche quella. Allora, mi dà l'impressione, poi può essere pure che voi stavate ripetendo i messaggi e fate bene, perché sennò io non li leggo. Voglio, vi prego, il Venezia, mi raccomando il Venezia. Allora, l'impressione che si sia bloccato un pochino tutto e che magari stanno ritornando i messaggi, ma ditemi a quanti like stiamo, se no mi fermo. Volano i messaggi, volano. Guarda là. No, allora è Stream Elements che Stream Elements. 130, ma allora 200, no, poi 136, 291, fatemi capire, 300, ok. Ok. Bene, il Milan Juve di stasera è un'offesa al gioco del calcio. Daniel, io lo so che appena finisce molti verranno, perché molti si stavano vedendo questa partita, il partitone di cartello. Ragazzi, se finisce 0-0, cioè ci sarebbe, me l'avreste detto se ci fosse stato un gol. Se finisse 0-0, bene così, siamo all'88esimo. È entrato Rebic, un bel allucco, e vince il Milan. Che faresti per la maglia dell'anno prossimo come stile pattern? No, Valentì, io una cosa ti devo dire: scritta lete bianca e poi fatemela come volete voi. Nessuno, non suggerisco nessuno stile, nessun pattern. Queste cose le lascio fare a Tore Falanga, che è più bravo di me. Io mi diverto con Photoshop, ma non ne capisco niente. Scritta lete bianca e fate il boom. Ne vendete a migliaia in più, a migliaia, e vendete anche, cara Lete, venderete anche più acque. Credetemi, fidatevi di me. Scritta Lete bianca, vai con Dio. Saliamo di livello. Secondo te il centrocampo ha sortito a seconda degli avversari 2 uomini per caratteristiche, gli abbinamenti? Giacomo, è presto detto. A seconda degli avversari, certo. Ovviamente c'è un Fabian che secondo me non puoi mai togliere. Lo puoi sostituire con Lobotka, ma Fabian, oltre alla qualità, ti dà pure fisicità. Quindi è chiaro, in questo momento è scalato un po' nelle gerarchie Demme, perché Demme un po' di regia te la fa, però quella di Lobotka è meglio. Un po' di contrasto te lo dà, però quello di Anguissa è meglio, perché comunque c'hai anche la fisicità. Quindi Demme un pochino, e mi dispiace pure dirlo, ma è organicamente, per la crescita degli altri, è sceso di gerarchie. Fabian può stare con Demme, può stare con Anguissa e può stare anche con Bobotta in certe partite dove sei padrone del campo. Quindi Fabian, purtroppo, a prescindere, partita contro l'Inter, ci metti Anguissa può giocare con Lobotka, Anguissa può giocare anche con Demme. Si possono veramente alternare tutti a seconda degli avversari, come hai scritto tu. Ma in queste 2 settimane di pausa nazionali quali notizie usciranno? Alessà, non me ne parla proprio. Non me ne parlare proprio. Sarà un macello, sarà dura fare video. Se finisce 0-0 io offeso non mi sentirò. Manco io. 700, 800. Sì. Tuanzebe dove sta? Tutti se lo sono scordato? No, Just Sniper, nessuno se l'è scordato. Tuanzebe sta in panchina. Con Juan Jesus che gioca bene, segna pure. Con Rachmani che gioca bene, segna pure. Tuanzebe è l'ultimo dei 4 difensori che il Napoli deve avere a disposizione. Koulibaly non c'è, è il primo centrale che deve entrare per far rifiatare uno dei due. Una delle se capita una squalifica, se capita un affaticamento, sta là. Grazie Angioletta. Non c'è ancora, lascia appunto gli avvolino, non c'è. Sempre 0-0, va bene. Secondo te è giusto che il campionato si fermi per Sanremo? Il campionato si ferma per Sanremo? Non credo, mamma che ansia che il campionato si fermi per Sanremo. Il campionato si ferma perché ci saranno delle robe delle nazionali. Non lo so, si ferma per Sanremo, me lo state dicendo voi.
Non credo che si fermi per una cosa che ti posso dire è che non ha senso che Sanremo il teatro pieno al 100% e gli stadi invece no. Non ha senso. Però fatemi sapere. Turco napoletano, benissimo. Si va ai rigori? Vale di calciomercato, dobbiamo fidarci solo di Di Marzio o di Romano? Da loro bufale come Tagliafiga e dettagli non le sentiremo sicuramente. Luca, Di Marzio, Tagliafiga e dettagli l'avevo detto, mi pare. Anche lui alle volte è molto sicuro di se stesso perché ha le fonti e ci ha preso molto spesso. Però, per esempio, sì, anche Romano non si sbilancia, però ragazzi sono tutti questi esperti di mercato, alla fine alle volte possono anche essere ingannati loro da certe telefonate fatte di proposito dai procuratori. E ha funzionato, allora funziona. Vittorio pensa la Salernitana merita la B ma i tifosi la D, con qualche eccezione. Vittorio, sicuramente di mercato a me onestamente uno di quelli di cui mi fido di più è Pedullà, perché Pedullà di solito quando dice una cosa è difficile che si sbilancia se non ha notizie certissime, ma ripeto per l'ultima volta, a volte anche loro vengono ingannati da movimenti di procuratori che lo fanno a bella posta per far muovere certe situazioni eccetera eccetera. Ringrazio Vittorio con le dovute eccezioni, purtroppo sì, perché abbiamo sentito i lavali col fuoco quando sono arrivati in Serie A, invece di festeggiare per la propria squadra i cori contro i napoletani, una roba ridicola. Quindi purtroppo non posso darti torto. Milan-Juve, la partita più noiosa che abbia mai visto. Vedi, allora io che mi ero addormentato non era nemmeno colpa mia. È mai possibile che subiamo sempre gol al primo e a volte unico tiro in porta, alle volte anche senza tiro in porta degli altri? È incredibile come le altre squadre, anche piccole, abbiano dei cecchini e a noi ci vogliono 20 tiri per segnare. Aniello, ti risponde Spalletti. Allora, non è che le altre squadre hanno dei cecchini e noi no. Noi alle volte è un problema di approccio mentale al tiro. Ti risponde Spalletti, ma ti risponde anche Sarri, lo diceva anche Sarri una cosa. Adesso do una risposta articolata, per gli amici bellini la merita. Spalletti che cosa dice oggi in conferenza? Dice il Napoli non si deve sentire sicuro che poi vabbè, siamo forti, se non segno questa ci sarà un'altra occasione, comunque la creiamo un'occasione pericolosa e abbiamo un'altra chance per segnare. Spalletti dice il Napoli deve pensare che quella chance che stai avendo è l'ultima, è l'unica, è l'ultima e non ce ne saranno più. Di conseguenza devi approcciare quel pallone come se fosse il pallone della vita al 90° finale di Champions League. Quando le squadre piccole affrontano il Napoli hanno questa consapevolezza intrinseca, visto che il Napoli comunque è forte e ha comunque la migliore difesa, consapevolezza intrinseca che di occasioni ne avranno poche. Quindi quando si arriva al tiro, poi ci sono dei limiti tecnici, sbagliano il tiro eccetera, quando ci arrivano al tiro l'intenzione è sicuramente la migliore, che stio pallone, questa è l'unica occasione che avremo, dobbiamo segnare adesso, e quindi ci metti più forza, ci metti più concentrazione, più precisione e ci arrivi, perché sanno di avere poche occasioni. Il Napoli invece dice ma come un po' tutte le altre squadre leziose, avremo un'altra occasione, non fa niente, e alle volte sembriamo un pochino mosci su certe palle dove devi sfondare la porta e non lo fai. Lo diceva anche Sarri per quanto riguarda i calci piazzati, perché gli facevano una domanda, dice ma tu eri forte con i calci piazzati con l'Empoli eccetera eccetera, e Sarri disse una cosa sul Napoli, disse evidentemente un ragionamento è che con l'Empoli tu sai che magari essendo una squadra piccola il calcio piazzato lo devi sfruttare al massimo perché potresti non avere altre occasioni, vedete come ragionano poi gli allenatori. La squadra grande è un calcio piazzato, se non lo segniamo qua segniamo con un'azione così, e magari non aggrediscono tutti i palloni come se fosse l'ultimo pallone della vita. Che bella domanda e che bella risposta che vi ho dato, onestamente, ma ve l'ha data Spalletti, non ve l'ho data io. Le risposte ve le dà Spalletti, alle volte io ve le dico prima e alle volte dopo.
Finita? Pa, 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 pa. Potremmo anche non averla mai, che poi questa mentalità a volte alcuni giocatori ce l'hanno intrinseca e altri no, altri si fanno trascinare da altri. Partita bruttissima. Senti Italo, visto che ti ho qui, hai notato qualcosa anche di arbitrale, di rilevanza? Sul Napoli ne abbiamo già parlato. Per la partita con il Milan e la Juventus, su qualcosa di sfizioso? Non lo so, chiedo. È tornata Polli, a cui diamo un bacione. Ottimo davvero Francesco, veramente ottimo, veramente ottimo. Peccato che la Lazio non è stata cazzo di vincere con quell'Atalanta. La prima Atalanta rimaneggiatissima che era in difesa, così che si cercavano di parare, la Lazio non è stata cazzo. Che peccato. Però vabbè, meglio di niente. Esatto, domani ci svegliamo ed è già verde team. Bene, bene. Un abbraccio a Mario Gessa, amico mio. Purtroppo quando tu mi hai mandato il messaggio del saluto in diretta ero già a fine live con l'amico Silver, ma sei sempre nel mio cuore. Directed by Michael Bay. Risultato annunciato, non si sono fatte male. Può essere pure sono fatte male tutte e due. Comunque per noi va bene. È chiaro, il discorso che fai tu è anche giusto. Fanno un punto a testa, non perdono terreno con l'Atalanta, perché pure l'Atalanta avrebbe guadagnato un punto su chi avesse perso, e quindi va bene così. 0 team import. Buonasera Bellini, adesso ho finito di vedere la partita di quelli, quello, quando dovrebbe prendere servizio quello. Posso avere certe spese. Qualcuno doveva pur gufare, partita del cacchio senza un tiro in porto, mamma mia. Coppia KKJJ, interessante. Ho solo paura che Koulibaly a destra sia un pochino più fuor d'acqua che è troppo abituato a giocare a sinistra, ma si può fare. Grande passo in avanti per la Champions League. Mario Gessa subito, ovviamente. Ciao Polli. Che fastidio sto fatto dei rigori. Lo so Camilla, che ci vuoi fare? Che ci vogliamo fare? Hai capito? Noi abbiamo il fastidio, non riusciamo proprio a essere disonesti. Non ci riusciamo proprio, stiamo male. Forse c'era fallo di rigore su Morata. Manca un rigore alla Juve. Vedi come siete onesti, ma siete proprio forti. No, si è spaventato il gatto, mi dispiace. Ma non penso che il livello del volume era così alto. Che bel risultato lo 0-0 tra quelli e il Milan. Una partita brutta e noiosa. Che con i 4 che abbiamo, anche Sadem, Fabiano Lobotta, come li metti, i due centrocampi sempre di livello. Gli spettatori di Milan Juve hanno chiesto il rimborso. Domani un martedì pazzesco. A Mavenger con l'Inter Milan Atalanta, a Mavenger. Che bella giornata. C'è anche Vasco e siamo secondi un'altra volta. Juve 0 tiri in porta, e c'è un amico mio personale, un amico vostro, un amico del canale, un amico della community, un amico qual è il contrario delle frasi fatte? È vero. Le perché frasi noi non siamo fatte. Abituati ai luoghi comuni e alle frasi fatte. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, ma fammi salutare col cuore i franchi tiratori, mi raccomando, da domani vi voglio in perfetta forma.
No, qualcuno quindi si dovrà rinominare qualcuno della community francotiratore, qualcuno lo deve fare. Ho appena finito di vedere una partita di una modestia imbarazzante, però io avevo detto il miglior risultato per il Napoli è il pareggio, magari casomai, visto che nella vita le ore che spendiamo non ce le restituisce nessuno, magari se fosse stata una bella partita era anche meglio, però pareggio è stato. Nulla da dire oggi si doveva vincere, l'ultima in classifica, soprattutto perché Napoli, ricordate, a -2 nel raffronto tra la classifica dell'andata e la classifica del ritorno, classifica che io faccio in chiave omogenea e quindi con le stesse partite e non prime 3 giornate di campionato, perché alcune squadre come l'altro hanno affrontato delle stesse squadre, noi a parte la Juventus abbiamo affrontato un calendario diverso e quindi non avrebbe senso confrontare la prima con la prima giornata se ha affrontato un'altra squadra. La Juve ha +3, sono tanti, non più 3 in 3 partite ma in 4 partite. Con questo il Milan va a -3, sarà l'andata e ritorno. Pensate, l'Inter a 0 con una partita in meno e l'Atalanta a -1 con una partita in meno. Chi diciamo è crollata è la Lazio, -5 senza partite in meno. Francotiratore è arrivato. Rispetto all'anno scorso l'Atalanta ha gli stessi punti, 43 con una partita in meno, l'Inter gli stessi punti, 53 con una partita in meno, il Milan gli stessi punti, 49 con le stesse partite, quindi quando vi dicevo si sta correndo quest'anno, e il Napoli ha un bel +9 rispetto all'anno scorso e la Juventus -6, la Roma -6, la Lazio -7, la Sampdoria -10 e il +10 della Fiorentina, che la Fiorentina ha una partita in meno, anche come detto l'Atalanta. Partita di oggi si è iniziata molto bene, con un bel giro palla secondo me, Napoli tonico, veloce, con questa nuova chiave di lettura. Addirittura oggi Fabian non era sul centro-destra ma era proprio ala destra, con Elmas che a volte veniva dentro, gli lasciava lo spazio. Non è perché lo amiamo, togliamo l'amore per quello che è come uomo, ma oggi un Mertens sontuoso, ha ricamato calcio, tocchi di prima sempre a smalcare i compagni, ma efficaci, cioè non belli ricamare calcio, cioè che poi portavano azioni, portavano assist. Uno l'ho anche fatto il rigore, quello che io dico, quello che è più bello a vedere, più difficile ad aprire, all'angolino proprio piazzato di gran classe. Si è andato a prendere anche il pallone per il secondo rigore, l'ha lasciato senza alcuna polemica, ma col sorriso addirittura, dicendo parole molto belle, importanti a fine gara, i leader veri. Adesso anche la fascia. Poi c'è stato il classico Napoli che le note positive, le note negative, che si addormenta e comincia a giocare a un ritmo lento e alla prima azione, e sapete che io non uso frasi fatte luoghi comuni, perché in quel momento il Napoli aveva l'85% di possesso palla, la Salernitana era scesa sotto il 16, era 15 e qualche cosa, infatti ha completato la partita col 18% di possesso palla. Non puoi prendere alla prima azione un gol perché giochiamo sotto ritmo, neanche un gol diciamo che hanno giocato al sangue. Oggi sono venuti a fare la passerella, dobbiamo molto parlarne su questo campionato che sta andando avanti così. Io avevo detto tutto prima di Natale. Secondo me c'era il primo rigore, il secondo io non lo darei. E perché ti dico che c'era? Perché poi non hanno fatto vedere il replay, dall'unico replay si vede che viene toccato al poppaccio. Ma non tu parli di Elmas, giusto? Perché noi come primo rigore possiamo anche considerare quello di Mertens, che mi sembra più degli altri. Molto più rigore dei tre. Okay. Per il semplice fatto che non è la mano, ma viene spinto con tutto il petto e il corpo, e lì ci sono 25 kg di differenza che si sentono e tu non li puoi contrastare. Su Elmas io ho visto, poi ci sarà Gerardo Marino, questo tocco sul polpaccio, tant'è vero che lui se ne accorge e ha detto no, non l'ha preso, e sa che l'ha preso,
e lo sbilancia, però francamente mi sembra di Davide contro Golia, che non ce ne hanno date in partite che contavano. Il secondo l'hanno visto, hanno rivisto questo regolamento, io da sportivo questi regolamenti non li darei mai, ve lo dico, e quindi non mi sembrano di volontarietà. Però vi ricordo che se l'arbitro decide che è volontario, lui ce l'ha così, io non lo darei, ma sto parlando da sportivo, perché non da arbitro, che non sono, e neanche da giornalista, perché Sabatini si è molto arrabbiato. Non mi è piaciuto, a parte l'entrata nel secondo tempo spettacolare, è entrato voglioso, il Napoli ha fatto un bellissimo terzo gol, ma sul 4-1 con l'attacco titolare, quello che da tutti viene voluto, esaltato, la migliore rosa del Napoli, quindi Politano, Insigne e Osimhen, 11 contro 10, Napoli doveva vincere quella partita 1-0. Non devi umiliare l'avversario, non devi andare in goleada, anche se la Fiorentina ci ha umiliato pochi giorni fa, poteva fermarsi a 4-2, ma devi vincere, perché devi abituarti a giocare bene con l'uomo in più, e noi non siamo stati capaci di farlo, anche se per pochi minuti col Verona, non siamo stati capaci di farlo per molti minuti con la Fiorentina, e altre volte è capitato quest'anno. Quindi quelli che dicono no vabbè, ma non contava, è giusto, ci siamo fermati, no, a me sinceramente non mi è piaciuto, mi è sembrato una squadra lì moscia, svogliata, e che ha incominciato ad avere poche idee, nonostante ci fossero i titolarissimi e l'inominato in campo. Quindi è un campanello d'allarme che noi abbiamo già avuto nel corso di questa stagione, e che non viene sottolineato, e che non mi fa dormire segreto. Voglio capire questo campionato asimmetrico, più che le domande che mi sono state rivolte, il problema che non è nessun problema, tu alla fine non è tanto il fatto che è simmetrico, è il fatto che, pensate, il Napoli senza nessuno incontra l'Atalanta in perfetta forma, che ha fatto riposare i suoi uomini e le busca, una partita dove abbiamo molto da recriminare. L'Atalanta senza nessuno non può andare a vincere, e rischia con la Lazio, e il quando incontri le squadre. Pensate se noi avessimo affrontato l'Atalanta di ieri con il Napoli di oggi, non penso che avremmo perso 2-3. Quello che invece vi dico, com'è possibile che il computer abbia messo 2 partite in meno di 24 ore di differenza a San Siro? Ma lo sai che qualcuno me lo diceva, sto fatto, ma com'è che si giocano tutte e due in casa? Per il campionato asimmetrico, per le televisioni, perché ovviamente prima non è, ed è assurdo, soprattutto nello stato pietoso in cui versa il terreno di San Siro, non è giusto nei confronti di noi tifosi, mi tolgo per una volta come giornalista, non è giusto in particolare nei confronti degli atleti che rischiano di farsi male, che rischiano di fare svirgolate, che rischiano anche di stancarsi, cioè non è possibile, cioè, ovviamente quando il Milan gioca in casa e l'Inter gioca fuori casa, questa è una regola che è sempre stata, grazie a questa cosa asimmetrica hanno giocato tutte e due in casa, e ovviamente per non poter giocare contemporaneamente nella stessa giornata bastano una giornata di differenza. Permettimi, secondo me sono penalizzate le squadre oggi. Milan e Juventus sono state penalizzate, e lo dico con la massima serenità, non sono io però che lavoro in Lega, e l'Inter c'ha 2 esponenti, perché Marotta non si dimise, no? Perché lui era in quota Juve. Alla fine vedi, tutti parlano, però nessuno le cambia le regole del calcio. Io lo trovo assurdo questo, permettimelo, come trovo assurdo che il Napoli, me lo devono spiegare, non abbia giocato con lutto al braccio. Non abbia giocato? Non ho visto io l'ho visto ad Osimhen. Io credo che quando è nato, quindi probabilmente i colori scuri della maglia, o forse qualcuno mi si è sembrato insomma che non ci fosse il lutto, c'è stato il minuto di silenzio, però o la maglia mi pare di averlo visto ad Osi, poi non lo so, non l'ho notato in effetti, perché la maglia che non ho potuto comprare non permetteva di vederlo bene. Non sei il solo, diciamo. L'abbiamo, no, guarda, a me non risulta, poi le vedremo tutte le foto in alta definizione dalle partite, non mi risulta, forse è una cosa a lui per reggersi le cose, ma oppure sì, forse c'era, il lutto l'ho ed visto, era molto confusa, e a questo punto
se non ho visto male io, chiedo scusa se ha giocato con l'ultimo braccio. Sì, forse il giocatore si vedeva meglio, se il giocatore si vedeva peggio, perché questa maglia molto scura, o forse lo tenevano sotto la manica. Allora, insomma, è errore mio. Spero che abbia giocato con l'ultimo braccio, anche perché Mister Rimazzo è stato negli anni d'oro un allenatore amato, anche sacrificato un anno da Ferlaino, che poi lo licenziò dopo le prime 2 giornate per prendere di nuovo Vinicio. Effettivamente è vero, lui voleva prendere Maradona prima degli altri, però addirittura è arrivato troppo presto, e questo c'è da dire sulla giornata di oggi, non c'è da ricamare molto altro. Bene, allora grazie Guido, andiamo a prendere un pochino di messaggi. Molti, l'amico Levitan ci ricorda, non è più la volontarietà la posizione scorretta delle mani, cambiata la regola, non conta la volontà, il fatto che tocca prima il corpo. Insomma, da regolamento, la nostra è stata un'analisi, la mia l'avete vista in reaction, quindi non è senza filtro. Guardo la cosa, subito penso, mano, dateci il rigore. Riguardo il replay, vedo il tocco prima delle cose, dico, da rivedere, onestamente, fossi stato al contrario, non mi sarebbe piaciuta come scelta. Ringrazio Fabio Versatile, che mi faceva in sottofondo un pochino il riepilogo della classifica, e Fernando Fico ti chiede cosa ne pensi del pareggio tra Juve e Milan ai fini della corsa Champions del Napoli. L'ho appena detto, è il risultato ideale per il Napoli, perché nessuna delle due fa punti in più rispetto all'andata. Loro avevano pareggiato all'andata e hanno pareggiato al ritorno, e il pareggio ovviamente sono 2 punti in meno potenziali, no? Me l'ho già spiegai, no? Se oggi non può funzionare più la media inglese, se tu vincessi tutte le partite in casa e pareggiassi tutte le partite in trasferta, non solo non vinceresti lo scudetto, non andresti nemmeno in Champions, quindi pochi pareggi ti puoi consentire, giusto per divertirci, no? Perché quindi il pareggio è buono perché prendi un po' di margine sulla Juve. In un'eventuale sconfitta con l'Inter, la partita decisiva per Napoli sarà con la Lazio, dove devi rivincere, altrimenti perché con l'Inter, se perdi, non hai fatto un peggio. La sconfitta dell'Inter, se dovesse avvenire, sentirete proprio le campane a lutto. Invece no, perché tu hai perso l'andata, hai perso il ritorno, stai a 0, no? Se pareggi è un +1. Con la Lazio, se tu pareggi, è un questo sempre considerando, Guido, aiutami, cioè se il Napoli bissa i 39 punti del girone d'andata, ma adesso ne sta facendo 37. Stiamo in meno, ok, quindi dobbiamo recuperare qualcosa tra Empoli e Spezia sicuramente, e la Juve ne sta facendo 37. Quindi se il Napoli riuscisse a bissare il girone d'andata, secondo te ci siamo come punteggio per la Champions? Rispetto ovviamente agli avversari che la Juve deve rallentare, cioè la Juve non ne può fare più di 42. Chiaro. Perciò ho detto quei punti, quei 43 punti del girone d'andata ti avrebbero consentito di fare 38 punti, che è un girone abbastanza medio, cioè non è eccezionale, ma girare 81 significa che per essere superato te ne devi fare 82. Avendo fatto solo 34 punti nel girone di andata, la Juve era costretta a farne 48. Certo, quindi un andamento da scudetto praticamente. Buonasera Guido, lei come gestirebbe le turnazioni a centrocampo quando tornerà Anghissà, e soprattutto con questo Lobotka che oramai sembra aver preso in mano le redini del centrocampo? Quello poi dipende dagli avversari. Considerate che appunto noi nel momento clou della stagione, dove devi andare a affrontare un Cagliari che sono gli ultimi colpi, prima o si salva o si arrende, no? Quindi sono queste le partite dove dà l'anima, perché se riesce a fare un po' di punti qua ci prova fino alla fine, se non riesce a farli molla, e tu c'hai Cagliari, Inter e Lazio, e in mezzo c'hai il Barcellona. Voi vi state facendo tutti questi problemi di Anguissà e Lobotka quando ci serviranno, cioè, con la partita col Cagliari dove tu hai vinto in casa, quindi devi andare a vincere lì, e sapete quanto ci odiano. La partita con l'Inter non conta, ma la partita della Lazio devi vincere, perché quello che vi stavo dicendo prima, se pareggi, metti che il Napoli vince col Venezia, e non è mai scontato, e perde con l'Inter, ma anche solo pareggia con l'Inter,
adesso a -2 andrebbe a -1. Esatto, Valerio? Sì. Pareggiando con la Lazio andrebbe a -2 più -1, -3 punti. Quindi significa che una vittoria con l'Empoli o lo Spezia ti e tu hai porterebbe perso l'andata, non ti fa riguadagnare i punti, ti fa compensare il -3 che hai accumulato. Quindi voi state facendo tanti problemi, ma quei 15 giorni saranno 15 giorni di fuoco dove tu ti decidi una stagione. Il dentro fuori, più fuori che dentro col Barcellona, ma soprattutto tu con la Lazio non hai 2 risultati su 3. È vero che dici se pareggi hai lo sconto diretto, ma te lo sei potuto concedere con la Juve. Adesso quella partita la devi... La Lazio sta troppo più giù, non è esatto. sorella. Con la Lazio la devi replicare la vittoria. Certo. Lazio Altrimenti... non è stata capace di battere l'Atalanta con 0 panchina, proprio veramente. Quindi dipenderà dagli avversari, dalla caratteristica tecnica degli avversari, dallo stato di forma dei calciatori, e non dimenticate che Anguissa è sotto diffida, quindi anche se adesso non è che la sta scontando perché non è stato squalificato, se fosse stato squalificato tutte queste giornate, bastava già una, aveva scontato. Metti che torna, prende un giallo, subito mi salta la prossima partita. Giustissimo, giustissimo. Vedendo i falli di Dzeko ieri e su Rachmani oggi, 2 decisioni diametralmente opposte, sì, perché infatti lo chiamano il fallo col giallo oggi, cos'è che non funziona? Solo arbitri inesperti o le troppe simulazioni hanno inciso nel tempo? No, secondo me tutte e due le cose, anche il carisma dell'avversario, perché noi all'andata ci siamo fatti un po' male con l'Inter, però c'erano tanti falli e c'era, ricordiamo, la stessa cosa di Dzeko che si era buttato fuori. Dzeko che ha terminato quella partita in grande pressando fino all'ultimo millimetro sul nostro portiere. Tutte e due le cose, secondo me. Cioè c'è una classe di arbitrale inesperta, poco carismatica, figurati, non è questione manco di sudditanza, e poi perché quello, sai, la favola di Pierino, Valerio, al lupo al lupo al lupo. Bravo. Le nonne ti insegnavano le cose giuste, è quella, no? Se dovessimo racchiuderla con le favole, quelle che avevano la morale, no? Pierino e il lupo, al lupo al lupo al lupo. È così. Allora, mentre si ritorna 10 eterna, ritorna la partita tra Milan e Juve, partita che puzza di biscotto, Giroud che a tu per tu con portiere, invece di andare di testa la passa indietro per ben 2 volte. Adesso a entrambe servivano i 3 punti, altro che biscotti, perché il Milan abdica di brutto allo scudetto. Considerate che l'Inter c'è una partita in meno, la devi sempre vincere, però intanto sono 4 punti in meno con una partita in meno, quindi anche se la perde sono 4 punti in meno, se la vinci sono 7 punti in meno. La Juve -5 dal Napoli è raggiungibilissimo, adesso -7 è raggiungibile, non piuissimo, quindi però significa che tu adesso ogni partita non la puoi sbagliare, perché sennò i 7 del Milan possono diventare 9, no? 7, quindi la vedo proprio 2 squadre. Io ho detto quest'anno mi sono espresso la prima giornata, la scudetto lo può solo perdere l'Inter, non c'erano né 7 né 8 né 5 né 3 sorelle, quelli sono i valori in campo, ma senza Lukaku, scusa. sì, però con Dzeko quanti scudetti ha vinto? Cioè, considerate che sta l'Inter vince la partita che deve vincere col Bologna, c'ha 20 punti dalla Lazio, ma puoi essere mai una settima sorella con 20 punti alla 23esima giornata? Quasi un punto a partita, dai. L'Atalanta che quando ci ha battuto a noi in una partita molto discutibile, giocata bene, sono forti fisicamente, però veramente testa a testa noi gli abbiamo concesso errori arbitrali a loro favore, e i giocatori è forte l'Atalanta. Però io vi dissi: Atalanta non vince lo scudetto, state sereni, per tutti con lì vincerà lo scudetto. L'Atalanta già c'ha 10 punti dall'Inter, entrambi devono recuperare una partita, sono 10 punti e meno male che doveva vincere lo scudetto. L'Inter lo può solo perdere lo scudetto, gli altri, c'è un campionato molto mediocre, tant'è vero che abbiamo applaudito, e chiudo, Atalanta-Inter, ma una partita che anni fa, non troppi, sarebbe stata una partita normalissima.
È chiaro, e ti ricolleghi praticamente già alla domanda di Angelo. Secondo te davanti si corre perché le squadre di bassa classifica sono più scarse o perché si sono rafforzate quelle in alto? No, perché l'ho detto dal primo giorno che ci siamo rivisti quest'anno, la forbice si è abbassata, c'è questa possibilità di far indebitare oltremodo le squadre di vertice. È chiaro, se tu aggiungi già quella rosa altri 2 acquisti che non paghi, finanza creativa, pensate quest'anno, no? Locatelli dopo la finanza creativa della Juve. Le squadre di bassa classifica, nonostante quello che si racconta quest'anno, la lotta alla retrocessione sarà più fanno sempre meno punti, quindi semplicemente la forbice si allarga sempre di più per tutte e due le cose. Detto, la qualità in campo è bassa di tutto il campionato, ma la differenza tra il vertice e la vasta classifica è troppo marcata. Questo. Allora, Mauro ti dice: non sono contento della prestazione, Lozano, Zielinski, Rui insufficienti e prendere gol dai resti di una squadra non è un bel segnale. Sono pienamente d'accordo con questo amico Bellino. Ho letto troppi 7 a Zielinski. Oggi io avrei tolto il secondo tempo Zielinski e messo Petagna per far valorizzare Mertens sia nel ruolo di primo, sottopunto. Non è entrato nella sua zona Zielinski, poi che c'ha i piedi buoni lo sappiamo. Mario Rui mi è sembrato, è vero, un Mario Rui superficiale, vecchia maniera, e non ci che Di Lorenzo lo sappiamo non abbia nel cross la sua qualità maggiore, e Lozano non si deve insignizzare, nel senso che quando perde un dribbling in un contrasto non si deve innervosire, e a volte è stato un po' superficiale, è stato a volte classe cristallina, è stato però discontinuo all'interno della prestazione. Se dobbiamo ragionare da analisti, non da tifosi, senza nessuna preclusione nel bene e nel male. Cioè, oggi abbiamo battuto una squadra che è ultimissima in classifica, in tutte le classifiche possibili, era anche fortemente rimaneggiata. Si è visto, mi spiace quell'amico Bellino che mi ha attaccato sull'esempio della Sampdoria, ma la Sampdoria ha 4 sconfitte su 4 nel girone di ritorno. Se volete che io dopo quella partita dici mamma mia, un Napoli scintillante, ha battuto uno squadrone che mi ha fatto una grande impressione, no, ha battuto una squadra che doveva battere, con tutto il rispetto sempre perché le devi vincere le partite. Quindi oggi hai vinto che dovevi vincere, è stato un buon allenamento, vediamo partita dopo partita, però cioè noi ci giochiamo tutto in quegli incontri Cagliari, Inter e Lazio, soprattutto Cagliari. In realtà sentite lo zio Guido, la partita non che io la voglia perdere, con l'Inter è una partita che anche la sconfitta non ti costa nulla in termini di punti, cioè, dove tu non devi perdere punti. Sì, è difficile, ma vedi Valerio, qua si parla dopo un pareggio tuo delle cose di scudetto. Allora io voglio fare un calcolo, parto da una premessa, Valerio. Tranquillizzo tutti, e ci sono nel tuo canale, gli amici e le amiche interiste che non devono fare nessuno scongiuro, non devono fare nessun gesto sotto la scrivania, non devono cambiare canale, disiscriversi, stiamo facendo un discorso in realtà contro una certa stampa napoletana. No? Per vincere lo scudetto, Valerio, si dovrebbero verificare tante condizioni. La prima condizione, per niente facile, è che l'Inter crolli. E intendo crollare, cioè che l'Inter debba perdere almeno, non la sto augurando, ripeto gli amici, sto facendo un discorso per dimostrare che queste frasi, quando dicono lo scudetto, lo scotto, fomentano i tifosi sbagliando. Quindi state molto sereni, anzi io vi ho previsto la vittoria. Crollare significa, Valerio, almeno 4 sconfitte. Parliamo di una squadra che negli ultime 68 partite ha perso 4 volte. Cioè deve perdere 4 partite in un tempo brevissimo, in 15 partite. In mezzo girone. Quando ne ha perse 4 in 68. Ma non è la condizione unica, è necessaria ma non sufficiente. Devi vedere pure con chi le deve perdere queste partite, chiaramente con Napoli, ma non la può perdere con il Milan, con la Juve.
La condizione però non è necessaria e sufficiente, serve altro, che l'Inter crolli e pareggi almeno 2 partite. Cioè nelle restanti 16 partite dividiamo 4, 4, 4 e 4, l'Inter debba fare vittoria, 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 3 vittorie e una sconfitta, 3 vittorie e una sconfitta, vittoria, vittoria, pareggio, sconfitta, vittoria, vittoria, pareggio, sconfitta. Quindi 10 vittorie sono 30 punti e 2 pareggi sono 32 e 7 punti che già sono 39, 39 46, 85 punti. Quindi fammi aggiungere, il crollo sarebbe il nostro girone d'andata. Beh, pensare che perda 5 partite, vabbè che sto facendo un discorso da buffone, ma fino a un certo punto. Di contro, eliminando la possibilità che esistano, invece nelle mie equazioni, nei miei paragoni esistono Atalanta, Juve, perché poi c'è tutto il discorso di punti. Diciamo che queste squadre non esistono, come il Milan faccia. Il Napoli debba fare 86-87 punti. Avendone fatti 39, il Napoli deve fare 47 punti nel girone di ritorno. Che significa che deve fare 15-16 vittorie, o 15 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, o 16 vittorie e 3 sconfitte. Non può sbagliare più di 3-4 partite. Un pareggio però l'ha sbagliato subito, alla prima giornata. Ce lo siamo giocati subito. E beh, con la Juve, che comunque l'hai bloccato, ma subito. Quindi da questo a fine campionato è chiaramente questi 2 pareggi e uno già se l'è giocato, quindi e questo pareggio e queste sconfitte non potranno avvenire con Inter, Milan, Roma necessariamente. La Juve l'ha già affrontata. Quindi ci sono un sacco di se, che però non vengono raccontati. Ora io però mi chiedo, e chiudo, quale dovrebbe essere la ragione calcistica che mi porti a dire che una squadra che nelle ultime 68 partite, quindi alto la continuità, la maturità, Catone, il censore, Cesare, la versione facile, la versione difficile, esame di laurea, cioè crolli immediatamente perché perdere e concludo, ogni partita che tu vinci o non vinci eccetera, poi metti che l'Inter vince le prossime 2, le 4 sconfitte devono essere lì, ma se tu pareggi una partita in più, poi l'Inter ne deve perdere 5 in sempre meno partite. Ecco perché vi dico, quelle cose, il campionato è lungo, no? Fra poche domeniche, quello è detto. Guido, quanto è stato felice di non dover segnare a Di Lorenzo i soliti 95 minuti giocati? Ma perché io, insomma, non è che mi costa, non ho nulla contro il ragazzo, l'ho visto anche un po' stupito, che lui ha detto, che è sta cosa? L'avete visto nettamente, diciamo, in confusione. Un bel siparietto anche con Spalletti, si sono messi a ridere. Sì, ma è nettamente in confusione, nel senso che è questa cosa? Dice, guarda che esiste la sostituzione, lui dice, gli hanno dovuto spiegare. No, Di Lorenzo è un professionista esemplare, magari qualche minuto in meno nel corso della stagione ce lo faceva risultare più tonico in alcune partite, però questo in Napoli-Verona io insisto come no. Una domanda per Guido, se posso vorrei un parere sul portiere Belek della Salernitana, perché io da sempre sostengo che fa delle parate milagrose e si sa che la Salernitana ha preso sepe adesso. No, mi è sembrato oggi ha fatto una prestazione solida, che la cosa più importante del portiere non è la parata spettacolare, poi però è essere solido. Poi non credo che sia quello l'anello debole dell'Atalanta. L'ho visto anche altre volte. Oggi, con tutto che è stato, il Napoli ha fatto 26 tiri e per una volta 14 in porta, e per una volta in porta ha fatto una parata su Fabian Ruiz solo perché è andato sulla linea dell'area piccola e ha fatto un volo, cioè, se stava già un metro dietro, non sui 5,5 ma sui 4,5, non la fa quella parata, è una parata spettacolare e anche, diciamo, molto efficace, perché ha tolto veramente un gol dall'incrocio dei pali, ha fatto 2 o 3 parate buone, solide. Non la vedo, o ci sono delle questioni interne, cioè non lo vedo come l'anello debole.
Di Lorenzo, quando è uscita Kiss Mister, ma come deve uscire? Cosa ho fatto? A fine partita il procuratore ha chiesto la cessione. Domani sentirete sicuramente lui, quello lì che tuonerà incacchiatissimo. La prossima c'è il derby di Milano, quindi sarà la morte o la rinascita del Milan. Però l'andata hanno pareggiato, ricordatelo. Dovete sempre valutare la classifica dell'andata con la classifica del ritorno. Secondo te, e Valerio, quanto incide Marotta sull'andamento dell'Inter, l'unica squadra di Serie A senza Covid e con tutti vaccinati con 3 dosi? È il signore del calcio Marotta, quindi quanto incide? L'Inter per vincere lo scudetto si è juventinizzato in tutto e per tutto, cioè nel metodo, negli uomini, nel potere politico, e adesso può aprire un ciclo. Marotta è il numero 1. Chapeau, Marotta è il numero 1, punto. Poi Marotta non è Giuntoli, ha un ruolo superiore. Attenzione, la gente confonde, perché noi non abbiamo il direttore generale a Napoli, perché io sono il vostro direttore generale, disse quando licenziò Marino, e siamo rimasti dal licenziamento di Marino senza direttore generale. Quindi Bigonne sta il direttore sportivo, è giunto il direttore sportivo, ma il Napoli non ha la figura del direttore generale. Esatto, e questo ti fa capire quando per esempio ci sono le interviste pre-gara, che io me le perdo sempre perché capitano su DAZN, io sto su... Le interviste pre-gara a volte possono essere prese dal direttore generale, così. Invece il Napoli capita molto spesso che manda Giuntoli, ma Giuntoli è direttore sportivo, non è direttore generale. È una distinzione importante da fare per i ruoli. Molto importante. E Non sono due ruoli diversi. Cioè, se ci fosse Marotta sarebbe sopra a Giuntoli come ruolo. Sarebbe l'uomo più importante del Napoli dopo il presidente, più del vicepresidente. Quindi un eventuale Ciro in dirigenza potrebbe ritagliarsi quel ruolo lì, oppure un ruolo alla Zanetti, perché lì Zanetti a questo punto come figura diciamo internazionale. Credo che sia vicepresidente come Nedved, vicepresidente. Come Nedved, esatto. Quindi Mertens sta facendo il vicepresidente già. Sì, Mertens di fatto da anni sta facendo il vicepresidente. Mertens ha un ruolo talmente delicato che non viene apprezzato, perché per salvare Insigne in questi anni, anche quando faceva cose eccezionali di malavoglia, no? Si è sempre nominato, però di fatto quello, no? Non è solo un uomo d'immagine, cioè proprio un collante, ed è il vicepresidente quasi sempre viene scelto come un ex calciatore, no? Che ti devo dire, Facchetti dell'Inter, e tantissimi altri esempi che possiamo fare, no? E quindi una figura che sia di collante non tanto tra il campo e la società, ma tra la società e le altre società, che non il direttore generale come Marotta supervisiona molto di più, no? Diciamo della società, ed è una figura che nel Napoli servirebbe per ottimizzare le tante voci che sono potenzialmente molto positive. Vedi il fatto banale ma importantissimo della maglietta, perché ci sono quanti Valeri fluidi oggi, no? Voi non vedete Valerio, cioè siamo infiniti, no? Che non hanno comprato, e quelli sono soldi che non sono entrati nella società. Però di fatto vedi la persona che può dialogare con un'altra società, con un giocatore appena arrivato, con giocatori di altre società per convincere, è una figura, non ti credere, molto importante, perché poi quello che si racconta a volte è molto fasullo e quello che non si racconta è molto vero, perché poi invece in realtà i giocatori si parlano tra di loro, anche nel bene e nel male. Come no? Stellina ti riporta, dice Sasà Pengue, Salvatore Pengue, il nostro collega di Caffè Napoli, record europeo per Lobotka, 151 tocchi e 99% di precisione, avanti a Goretzka con 137 con 97%. Ma a noi piace tantissimo ad avercelo questo problema, che torna a anguissare. Continuo a vedere, come ti ricordi quando mi chiesero proprio il fatto del problema Mertens? Io dissi, ma io non vedo un problema Mertens. Cioè io vedrò un giocatore che ha detto, ma conoscendo Spalletti, non di persona, un uomo intelligente, non ci sarà un problema Mertens, perché sarà contentissimo di utilizzarlo. Poi il ragazzo è di un'intelligenza umana, prima ancora che calcistica. Non lo vedo questo problema, nel senso che meno male che si è scoperto che non è uno scapocchione, come qualcuno che voleva azzerare l'area tecnica diceva, per attaccare. È uno che sa giocare a pallone, adesso in fiducia come personalità. Anche vedete che i ragazzi, ha ragione Valerio Fluido,
leggono tutto, e lui dice mi dicevano che attore, sono ragazzi, noi li vediamo come divinità, è anche giusto, però tranne chi ti segue nel canale che è veramente giovanissimo, il 90% di noi è molto più grande di loro, ho detto sono ragazzini e che hanno le loro fragilità, ma io mi chiedevo, quel ragazzo d'oro e uomo d'oro così posato, intelligente, lucido come Ams, può mai averci raccontato una bugia? Non si sarebbe sbilanciato. No, non si sarebbe, sa giocare a pallone. Vabbè, questo è un record che rimarrà negli vari almanacchi. Ci fa piacere che per una volta è un record positivo, visto che quest'anno siamo stati capaci di perdere una partita con 0 tiri in porta, almeno un record che lo ci aggiungiamo fa ai vari record del Napoli, però ho detto va bene, chiudo meglio questa frase. Non è una partita. Vi ricordate la prima partita che ha fatto Lobotka? Molti colleghi subito hanno detto no, ma è stato un fuoco di paglia, vedrete già dalla prossima. Io vi dissi ragazzi, questo c'ha personalità, siamo contenti perché mo non è una partita, 2 partite, 3 partite, sono tante partite, visto che qualcuno mi ha sfrugugliato in un secondo, proprio in tempo, e quindi siamo contenti anche perché l'abbiamo pagato e non poco, perché Lobotka quest'anno ha giocato in campionato 936 minuti, l'anno scorso ad oggi aveva giocato 186, quindi 750 minuti in più. Conta nella tua fiducia totale, e ha giocato in totale 1141, Di Lorenzo 2916. Roba incredibile. Però senti, diciamo Guido, vabbè, questo va benissimo, è un tuo cavallo di battaglia e voglio fartelo ribadire. Sono ancora inferocito, per me non è una coppetta, un trofeo che mi dà tantissimo gusto, che ti dà prestigio, ti dà soldi, ti dà la possibilità di competere per un altro trofeo, la Supercoppa, e che ti dà altri soldi, altro lustro, altro prestigio, altro potere politico, perché poi il potere politico tu ce l'hai perché hai tanti titoli, ti siedi al tavolo per dire non me lo puoi toccare perché io ho 30 titoli, zitto, come è successo a quelli là, quindi applaudirò il vincitore, ma mi gira moltissimo puntini tutto quel girabile, che noi siamo, infatti c'è sempre una sorpresa delle 8, no? L'unica sorella che non c'è, l'unica che ha perso in casa. Un abbraccio a Peppone e a Pino Stracandido, 2 miei colleghi youtubers. Buonasera amici, i numeri di Guido sullo scudetto sono un affresco della realtà, ma mettiamola così: prossime 2 dell'Inter con Milan e Napoli, se fanno 6 punti ciao, ma se 6 punti li facciamo noi, e lascia sì, però Valerio, voglio dire 2 cose per farvi sorridere. E non è un luogo comune, usiamo non una metafora, usiamo un'immagine sportiva. È come se Inzaghi se stai facendo una gara di tiro all'arco, un giorno te lo spiegherò, attenzione, io sono un ottimo arciere e non è rivolto a Valerio, ovviamente. Questa ritorna, con Spalletti. Solo che Inzaghi fanno tirare con l'arco da 20 metri di più vicino che di Spalletti. E il bersaglio di Inzaghi, il paglione, no? Quello è una paglia dove si mette, è molto grande. Spalletti è dietro Inzaghi, ma non ha lo stesso bersaglio, c'è pure un bersaglio piccolino. Questa, se volete, è la metafora. Cioè, non è solo statisticamente possibile, ma calcisticamente improbabile. Vedetela come questa metafora. Ho detto, tu lo vuoi vincere, ma quello parte dietro e deve essere così bravo, preciso da beccare un bersaglino piccolino. Lì c'ha più possibilità, ho detto, anche se sta un po' stanco la notte prima, non ha dormito, lo becca prima o poi il bersaglio. Questa è la situazione. La seconda cosa, perché vi ho fatto proprio numeri alla mano, ho detto guardate se io non devo insegnare niente a nessuno, né convincere nessuno, né dire se c'è, non c'è. Secondo me, ma è un mio parere, inseguire queste cose e farsi condizionare rende tutti molto tristi. Allora io sarei stato in questi 18 anni di era De Laurentiis tristissimo, perché ci siamo sentiti, a parte i primi anni in Serie C, in Serie B, spesso, almeno negli ultimi 10 anni, diciamo, da quando uno, sempre la stessa sorta. A gennaio, poi
i primi di febbraio, approfittando anche della pausa del campionato, vi ho promesso questa cosa, faremo uno speciale con Valerio, altre risate previste. E invece io sono stato un uomo felice, ma non felice perché godo delle sconfitte, perché non sto a pensare scusate, mi godo la partita, la variabile tattica, il sorriso di Mertens, il gran gol di Insigne, la scivolata di Koulibaly, e quindi sono un uomo felice. Qua si insegue questa cosa qua, non avviene mai, e quindi c'è questa cappa di soddisfazione, come tutte le cose pensate in amore, no? Più sei insoddisfatto e più diventa difficile il rapporto amoroso, più diventa difficile e più hai tensione diventa un circolo perverso. Invece è bello godersi anche una semplice chiacchierata con una donna, con un uomo, quello che volete voi, no? Senza la pressione che bisogna. Ecco, la stessa cosa. Quindi oggi è questa situazione. Vince questo scudetto, noi non avremmo dovuto perdere 2 partite con Empoli e Spezia, innanzitutto. Punto. E sarebbe stato lo stesso difficilissimo vincerlo, ma li abbiamo persi. Quindi non vediamo la prossima, che noi Mertens oggi ha fatto una dichiarazione a fine partita, oltre che da giocatore, sembrava già lui il presidente del Napoli, cioè non parlava come un giocatore che è in scadenza, se ne va, cioè parlava come uno che non è che l'anno prossimo rimarrà per sempre, e valutava in maniera calma. Questo mi piace di quel ragazzo, la calma, oltre che il sorriso, tutto il quadro della situazione. Ecco, ci dovrebbe insegnare questo ragazzo a essere più calmi. E a un certo punto lui ha detto: non ci pensiamo a fare il nostro, e non inseguire questi sogni. State sicuri che alcuni di loro c'hanno fame, però ci sono tanti se che si devono verificare. Anche io, Guido, pratico il tiro con l'arco, solo che Inzaghi ha un arco più potente rispetto a Spalletti. Passami la metafora. Buona serata a tutti, forza Napoli sempre. E intanto che bello avere questi amici bellini. Sì, non la volevo fare difficile, perché poi dobbiamo dire che tipo di modello, che pesatura pure, le frecce sono leggermente diverse. Sì. Ma è bello, vedi, questa metafora non è andata nel vuoto. Approvo, ha anche un arco più approvo. E quindi fai bene, mando un bacetto a Pasquale Spina, 13 anni, positivo, vai tranquillo amico mio, ti facciamo compagnia, stai sereno e spero che tu abbia meno. Voi sapete come la penso su questa situazione, infatti innanzitutto un abbraccio infinito al nostro amico Bellino. Sei giovane, sarai seguito, facci sapere cammin facendo, scrivi a Valerio, vogliamo sapere quando ti negativizzi, non ti fa prendere dalla paura, dalla paranoia, che queste cose puoi chiedere a Marietto, che ci è passato da poco, proprio stessa età tua, e vi potete confrontare veramente, veramente alla grande. Stellina ti chiede che ne pensi, lei che ne pensa del bacio di Insigne sulla maglia zona scudetto. Vabbè, scudetto nel senso ma così. Io ho sempre parlato bene di Insigne all'ultima partita sarà fischiato o applaudito? Ma non lo so, poi vediamo quante persone potranno entrare allo stadio. Molto semplicemente, io ho detto che è un professionista esemplare, pure troppo, veramente molto concentrato sul lavoro, ama realmente, non come tanti, la maglia, però caratterialmente ognuno di noi è più permaloso, meno permaloso, più vanitoso, meno vanitoso. Ci sono pure gli stronzi, ci sono i mafiosi nella vita, ragazzi. Ci sono. Cioè, pensare che c'è gente che dipinge la Cappella Sistina e gente che ammazza la gente per droga, come è inquietante. Quindi non siamo tutti uguali, ovviamente non parliamo di questo. Al suo carattere, lo stesso Gattuso disse Musone, che è più musone, io credo ami profondamente la maglia. Io credo che il principale errore di Insigne fu quando si è separato dal suo procuratore storico, che riusciva a calmierare certe situazioni ambientali della città. È andato nel fuoriclasse come Raiola, che aveva altre intenzioni, e non ci sono state richieste. Poi ovviamente Raiola si è scocciato perché gli fece il prolungamento qui De Laurentiis, ma Raiola non è un procuratore da prolungamenti, prolungamenti da spostamenti, e quello è stato l'inizio della fine. Non si è mai sposato appieno con ADL, che comunque è arrabbiatissimo ancora con tutti, nonostante quello che vi avesse raccontato per la questione ammutinamento.
Io credo che lui, ti faccio una previsione, piangerà come un bambino a fine partita dell'ultima partita, ma proprio lacrime incontenibili. E chiaramente se avrò io quel mio desiderio di star lì per applaudire Ciruzzo, anche Insigne, saranno applauditi queste persone, perché poi sono esseri umani, dobbiamo finirla. Insigne quando dice io non sono uscito di casa dopo il rigore sbagliato della Juve, no, è sbagliato. Quindi il gesto, che so che il collega ha criticato fortemente, è un suo parere, io l'ho trovato un gesto normale, un messaggio ai tifosi. Tra l'altro in questo momento non posso andare allo stadio, lasciamolo un po' in pace pure questo ragazzo per queste 15 giornate. Direi di ascoltare le parole di Mertens. Sì, sono state bellissime le parole di Mertens, che non ha fatto storie. Osimhen, che vi dissi 3 punti dove deve migliorare, ma non sta migliorando uno di questi punti. Cioè Mertens è andato a prendere il pallone, ha visto Insigne e rilascia l'altro senza dir nulla, e che ha detto, perché era importante per lui. Io ho capito quanto è importante che un tuo compagno capisce il momento, come tutte le cose della vita, un amico che capisce senza che tu gli chieda, o un marito, una moglie, di un abbraccio. E lui si è incacchiato per una palla che non gli hanno passato bene, e stai un po' più calmino, anche perché tu hai una caratteristica che Insigne e Mertens non hanno, che se volessero vorrebbero averla indietro, è la giovinezza. La fisicità, la prestanza, è chiaro. 8 anni di differenza con Lorenzo sono tanti, ma io direi di lasciarlo in pace. Non lo vorrei esporre a Lorenzo Insigne a un calvario. Mi stava venendo il termine giudiziario, visto che l'anno scorso la metafora principale è stata quella del processo, no? Un calvario, diciamo, mediatico. Ha fatto male, ha fatto bene. È la stessa ragione per cui le parole di Spalletti oggi mi confermano che non c'è nessuna possibilità che Mertens che rimanga a Napoli, perché ricordate, l'ha detto anche lui, l'opzione è unilaterale ed è già fissata. Cioè l'intervista di Giordano non può essere casuale, Valerio. Stiamo parlando di un professionista che è il numero 1 del Corriere, si tiene fuori da tutte le diatribe, i litigi, è sempre molto educato e garbato, condotta con assoluto, non abbiamo nulla da dire. Ma ragioniamoci. O il Napoli fa, diciamo, ti rinnovo perché quella è già fissato il prezzo, oppure dovrebbe dire non ti rinnovo, non esercito l'opzione, è finita, ti propongo un nuovo contratto a meno. Ma Mertens già gli ha detto, io mi sta bene anche un nuovo contratto a meno. Sì. Quindi ha eliminato come posso dire, questa eventualità, e anche il fastidio, il disturbio di dire guarda, pare brutto che siccome io ti avevo promesso 2 più 1 e quell'1 ha le stesse cifre, oggi mi rimangio la parola. Ragioniamo, perché la situazione di Mertens è diversa. Insigne a scadenza, ma non c'aveva l'opzione di un altro anno, quindi si doveva riformulare ex novo un contratto, no? Cerchiamo di ragionare adesso da professionisti, non da tifosi. E quindi quando dice io voglio gli stessi soldi, no, io te ne offro 3 meno, io lì il bonus facilmente raggiungibile. Mertens ha un'opzione da parte della società di un altro anno a quelle cifre, quindi è già fissato. Quindi la società può dire non esercito questa opzione, ma non può dire esercito questa opzione ma di meno, deve fare un nuovo contratto. E quindi l'imbarazzo sarebbe dire ti sto umiliando dandoti la metà. Però lui ha detto non è più una questione di soldi, e quindi ha tolto la società dall'imbarazzo. È vero. A me fa quello che il sottolineatore è proprio giusto, perché lui dice mi mancherà, perché sta parlando da dirigente, da presidente del Napoli. Perché io ve lo dissi da fonti certissime, lo dissi anche in privato prima che succedessero tanti casini, ma mesi sa, e Valerio, non perché mo voglio farmi bello che non ne sbaglia uno, dissi guarda, io a fonte certa dissi che Mertens non sta pensando manco il fatto se rimarrà come giocatore. Ha parlato con la moglie e loro vorrebbero comprare la casa dove vivono, perché ha detto anche se andiamo in un'altra città, anche se facciamo il girone, noi vogliamo la casa a Napoli per venire dei periodi a Napoli da cittadini civili. Quindi
l'idea di Mertens non è più manco un problema per lui lasciare, lui vorrebbe rimanere perché ormai è proprio come se tu in un bicchiere metti l'acqua, no? Dici ormai non puoi dire è da un altro bicchiere, quest'acqua è di un bicchiere di un altro, no? Erano 2 bicchieri, hai messo le 2 acque in un unico bicchiere, come fai a dividere? E questa è un'altra metà. Per lui è andato un po' oltre, cioè l'idea, la moglie adesso che ha avuto un rapporto è innamoratissima adesso di Napoli, e loro la vita ha fatto quell'intervista meravigliosa nella nostra città. Durante il lockdown è stata una sorta di promoter, cioè la loro vita comunque, a prescindere dalla carriera di Ciro, di Driss, chiamiamolo Driss perché è giusto che sia, quello è il soprannome, è Napoli. Quindi non è manco più. Oggi quando lui mi parla in quel modo è un messaggio che sta dando ai tifosi e ai miei colleghi, è un messaggio educativo, come quando si diceva Ancelotti è bravo anche a educare la stampa. Ecco, oggi possiamo dire Mertens, che non ha la carriera, il carisma e anche le coppe che ha vinto Ancelotti, già sta studiando da Ancelotti ed è già bravo a educare la stampa. Quello che ha fatto oggi in quella dichiarazione sarà bellissimo, quei 3 minuti di intervista, ma dicono tantissimo della partita di oggi, del domani, del futuro del suo compagno, e non ti danno... Lui dice dobbiamo pensare a noi, proprio perfetto. Perfetto, quindi... Proprio bello. Io vedi come poi ritorna tutto, perché abbiamo parlato di calciatori che sono uomini e quindi si lega questa situazione qua al fatto che non devono essere considerati come delle divinità, ma sono degli esseri umani. La situazione Ilicic pare sta girando di nuovo questa cosa, che pare che sia rientrato nel vortice della depressione, argomento delicato che secondo me dobbiamo rispettare senza nemmeno... Allora io voglio dire 2 cose, una rapidissima. Umanamente mi dispiace, umanamente, non come calciatore, nel senso, perché prima è uomo, poi di mestiere fa il calciatore. Da un punto di vista di sportivo mi dispiace, perché non vedi un giocatore che sa dare del tuo al pallone e quindi impoverisci il già mediocre campionato italiano. Netto, veloce e semplice. Poi da Guido Gentile vi dico un'altra cosa, che era nel 2000, io non vivevo in Italia, vivevo all'estero, lavoravo all'estero, ero felice, lo dico sempre. Era estate e morì Vittorio Gassman, gigante assoluto del cinema mondiale, non italiano. E mi ricordo benissimo che il Festival di Venezia non fu dedicato a Vittorio Gassman. Noi siamo molto bravi a parlare sempre bene dopo dei nostri giganti. Grande scandalo. E io che lavoravo all'estero vidi, ero in una posizione anche molto importante di lavoro, poi Italia non la ricopro, una serie infinita, un mese, soprattutto in Spagna, di documentari, interviste, cose continue a Vittorio Gassman, che era molto amato, apprezzato e parlava pure spagnolo. E uno non si poteva capacitare come questo Adone meraviglioso, perché era un uomo bellissimo, pure da anziano, attore infinito, strabordante, carismatico, una famiglia allargata con figli bellissimi, bravissimi, di talento, soffrisse in maniera seria di depressione. Perché tu dici questo, c'ha tutto, ha avuto belle mogli, una carriera eccezionale, apprezzato, ha recitato pure con registi come Robert Altman. Io vidi Sleepers, per esempio, al film lo vidi proprio, ci ho parlato con un Casma, era in smoking bianco quando gli diedero il Leone d'Oro alla carriera, presentarono un'anteprima Sleeper con Dustin Hoffman, Jason Pasic, eccetera, eccetera. Cioè Vittorio Gassman, un gigante assoluto, io odio i luoghi comuni, le frasi fatte, si soffre. Si soffre anche persone, quindi uno dice ma come, non è l'operaio che è rimasto disoccupato, no. Quindi se ci sono commenti, non parlo del canale, ma hanno tutto, ma che cretinata, non ci credo. Gente superficiale. Soffrono anche va considerata semplicemente una malattia. Quindi si prende che tu abbia tutto o qualcosa, è un altro paio di maniche. E sempre per quanto riguarda l'uomo, abbiamo ovviamente anche già toccato più o meno questa situazione. Perché Osimhen così nervoso, stile Barella? Poi non so perché stile Barella, Alessandro. In parte penso il carattere, in parte sai, quando sei stato tanto tempo fuori vuoi spaccare il mondo
e non hai la pazienza di proprio di apprezzare anche piccole azioni, no? Un passaggio di piatto scivolante al tuo compagno che lo mette sulla corsia per un cross, uno stop e una difesa del pallone, no? Vuoi fare subito la giocata meravigliosa. Lì devono essere, cioè Mertens che lo sta coccolando, devono essere bravi compagni e l'allenatore, però è carattere. Spero che conosciate la favola della rana e dello scorpione, se no poi ve la racconto. Me la mettiamo lì così. Osimhen ha così tanta voglia di mangiarsi il mondo che a volte la paga, deve crescere, il presidente deve capire che uno come Drissi farebbe molto comodo nello spogliatoio. Ma molto, cioè proprio come investimento per tutelare i suoi investimenti. Sono proprio soldi, questo io ho cercato di per questo io l'ho detto pure a Silverman, l'ho ripetuto ad Antonio Giordano, sperando di avere un briciolo di chance perché quello ascolta, quello della Mendes ascolta, non è che non ascolta. Dagli proprio questi input, guarda, se tu fai questo investimento su Mertens risparmi Antonio Giordano ha fatto l'intervista al momento giusto, appunto. Noi non possiamo fare nulla, l'amore per Dis, lui non può fare nulla perché poi è una cazzata, pure lui ha detto no ma scherzare, non è che mo se Dis fa un gol in più, un gol in meno lo mettiamo in discussione. E ha fatto bene anche a ripetere questo. Guido Gentile vuole Drist, come ti ho pronosticato, ci ha azzeccato, voglio i suoi 150, se ne fai di più non mi offendo, però ho detto 150, proprio per dire 150 gol, non 149, brutto sto 149, poi se ne fai più di 150 dice 152, però 150 spero, e non è facile, ma parte le battute pure da parte mia, e Drist è un ragazzo intelligentissimo, è il primo, ma ragazzi veramente che se lui adesso fa un gol in più, un gol in meno, dice no ma lo tengo perché la capacità di leggere la partita, la freschezza atletica, a parte che proprio umanamente tu dici una persona che sa gestirsi proprio sia come calciatore che nell'ambiente Napoli, e questo è il migliore investimento perché tu non gli devi proprio dire nulla, non è che dici lo devo stare a controllare, si perde, in più diventa una sorta di fratello maggiore di tutti i nuovi acquisti. Che cosa vuoi di più nella vita? Proprio così. Carlo dice: per me il calcio è imprevedibile tranne gli errori arbitrari a favorire sempre gli stessi. E Carlo, e questo è l'altra cosa che di cui Guido ci parla sempre, no? Come condizione inevitabile l'Inter deve crollare, il Napoli non deve sbagliare niente e poi ci deve essere un trattamento da parte degli arbitraggi congruo, serio, e noi, come vedete, denunciamo sia quando non ci piacciono sia quando ci piacciono, perché risultano, anzi, io ho visto la chat, Guido, ho visto la chat quasi in colpa, abbiamo questo rigorino, questo era proprio piccolo, sentivo proprio nell'ambiente, proprio che ci dispiace vincere così. Sì, ma infatti io sono Insigne, se l'è preso, c'aveva una rabbia in corpo, voleva mandare messaggio a qualcuno, no? Va bene, mi piace che se la ciappa un po' perché significa che non voglio dire il termine che stiamo educando bene perché non sono nessuno e non devo educare nessuno, ma che c'è spirito di sintonia totale tra di noi, ecco, mi piace più questa espressione ed è un buon segno. Giovanni ti dice: per me dipende sempre dal fatturato, se il tuo è molto limitato rispetto all'avversario non riuscirai mai a vincere un campionato di 38 partite, a meno di un miracolo, meglio la Coppa Italia. Ma a parte che io non ve l'ho già detto, voglio vincere tutto, quindi altro, quella è la mentalità vincente. Purtroppo sì, però devi anche mettere in moto tutta una macchina che ti porta a aumentarlo questo fatturato, altrimenti lo si nomina. L'anno prossimo non farò la canzoncina, se no Rita mi sfotte sulla Champions. Io preparatevi a un articolo altamente ironico se andremo in Champions, perché poi non voglio nessun piagnisteo per il sorteggio da quarta fascia, quindi insomma il fatturato poi si aumenta, non perché tu lo annunci, il fatturato, e meravigliosamente cresce il fatturato. Ora, cresce perché ci sono tante voci, se dipende solo dagli introiti della Champions tu sei costretto, però gli introiti della Champions arrivano se tu hai una squadra che va in Champions, vedete il cortocircuito. Aspettate fine mese, quando finisce la campagna acquisti, poi vi faccio vedere delle cose, ci divertiamo, abbiate 15 giorni, no, di meno,
7-8 giorni di pazienza. Siamo ai dettagli, insomma, sarà di martedì. Monks ci dice: ciao Valerio, della prestazione di oggi sono soddisfatto, ma quel gol preso era da evitare, perché è un gol stupido e questo deve servirci da lezione, mai mollare e cercare sempre di chiuderla. Certo, quello è stato il momento in cui anche mi vedete nella reazione, io ho quello scoramento e per fortuna Mertens la mette subito, e il classico intossico da primo tempo che poi dopo ti fa partire col secondo un po' nervoso, un po' contratto. Spalletti la dice bene, Guido, in conferenza dice ti possono salire i fantasmi. L'amico Bellino ha detto una cosa giustissima, che è stata sottolineata da te, da me più volte durante la stagione, e l'ha detta bene, senza nessuna polemica credibile, ma con fermezza Spalletti. È una cosa giusta, è un'osservazione giusta. Quando l'osservazione è giusta, non è che poi... Certo. Vincenzo, io qua non ti posso aiutare perché ammonizione su Simeone in diffida e guarda caso salta la prossima, non l'ho vista, quindi non ti posso, la guarderò, mi hai messo curiosità, non ti posso rispondere su questo. Non so se... Sì, però sei davanti, devi fare il tuo, hai non perso, purtroppo dovevi vincere e lì c'era un fallo gomitata e affossamento di... Comunque non hai perso lo scontro diretto, hai 4 punti negli scontri diretti. Facciamo, come ha detto anche oggi Driss, facciamo il nostro. Esatto. Buonasera Guido, mi convince molto il suo approccio scientifico rispetto al calcio, complimenti. Pensa che Meret sia un portiere da Napoli? Grazie per la sua risposta. Dobbiamo sempre vedere che cosa si intende da Napoli. Intanto l'ha comprato il Napoli. Meret diventa un portiere da Napoli se veramente si fa chiarezza col presidente, con la società, con lo spogliatoio e l'allenatore, e per 2 anni non si mette in discussione. Credo che abbia rispetto ad altri la forza per reggere, vabbè, adesso gli stadi sono vuoti, per leggere gli ambienti, perché poi il Napoli con i portieri negli ultimi anni De Laurentiis è sempre stata pessima. Ricordatevi che De Laurentiis disse: mi avete fatto prendere un bidone a De Santis alla prima partita, addirittura nei campionati, nei tornei estivi. La gente si è dimenticata, poi ha fatto una buonissima carriera a Napoli, ma credo che può uscire. Oggi non è stato proprio irreprensibile, l'azione è veloce, gli arrivano molto sotto, però il tiro è centralissimo, però stava facendo intravedere grandi cose, una grande carriera. Ha perso un po' di sicurezza perché proprio non si è sentito più dalla società il portiere titolare della società. Il portiere ha un ruolo, ve lo dissi sempre, diverso da tutti gli altri, non perché è una banalità, ma diverso non solo perché è quello che può usare la mano, queste cose qui, proprio di testa, no? E non lo si può trattare come gli altri giocatori, anche se c'è da dire, è stata una bellissima intervista di Guardiola che citava proprio l'insegnamento di Julio Velasco. Io ve lo dissi, fece delle lezioni all'Università a Napoli anni fa, Velasco, su che cos'è la mentalità vincente, mi colpirono molto e le ho portate con me con il mio bagaglio di uomo e poi di giornalista, e ho detto è una fandonia quello che poi ha detto Velasco, e questa cosa l'ha imparata Guardiola, e mi sembra che ha fatto una carriera modestia. Pep Guardiola è ironico, no? Ha detto è una fandonia che tu puoi cambiare il carattere di un giocatore, e la lana e lo scorpione, a fine live la raccontiamo. Quello che puoi fare è trattare ogni singolo calciatore in maniera diversa, perché alcuni avranno bisogno del maggiori chiacchiere, alcuni dopo 5 minuti di tattica si annoiano, alcuni invece hanno bisogno di un altro tipo di raccomandazioni. Quindi il portiere ha un ruolo tutto suo, a parte che c'è proprio un preparatore diverso, però può fare una grande carriera, e quindi sì che da Napoli, anche se bisogna capire chi è da Napoli, per cui è Marquita da Napoli, però va sciolto questo equivoco, soprattutto per togliere, e questo ve lo dico amiche e amici bellini, proprio il terreno sotto i piedi ai miei colleghi, perché sennò ogni domenica c'è chi 7 a prescindere, 8 per la bisettrice di Ospina, sbagliato, basta, non si mette in discussione, fa le sue papere, fa le sue grandi parate, fa la sua grande stagione, anche la prossima, e almeno non deve essere argomento di discussione, ma non perché Valerio è super partes un raccomandato,
perché è il ruolo del portiere. Così parliamo, non si potrà parlare, si parlerà l'anno prossimo Insigne, vedrai, l'anno prossimo, ecco, questa partita, se ci fosse stato Insigne con la sua classe... al 100%. Sì, al 100%. Quindi è arrivato il momento che si sciolga questo equivoco, perché lo stile limitato, parentesi, Ospina non solo non ha rubato nulla, si è meritato tutto quello che i minuti, le parate, anzi, nonostante una critica feroce e ingiustificata. L'errore è stato che, e anche la sfortuna, che lui si fece male durante la preparazione e Napoli non voleva andare con il terzo portiere a inizio campionato per un periodo lungo, perché lui si era rotta la mano. Sì. Però Meret è un ragazzo tosto di testa, ragazzi, un ragazzo tosto, di una bella famiglia alle spalle, non è una capa puntini, cioè se Osimhen fosse la testa di Meret già non era più da Napoli, l'avevamo venduto, a mezzi a 13, deve prendere 3-4 kg, un po' magrolino, nei pali è forte, ha perso però un pochino di sicurezza, deve migliorare un po' nelle uscite, non è cattivo, più che con i piedi, poi quello è il passo. Prendersi il coraggio di Ospina quando esce. Il passo per farlo diventare grandissimo, ma per un portiere è un centesimo di secondo, cioè tu un centesimo anticipo, qualsiasi cosa, vai a vuoto, ti fanno gol di testa stupidissimo. Lì, perché la sicurezza tra i pali la recupera, dandogli quella fiducia, perché ce l'ha. Bellissimo. Stai seguendo gli Australian Open? Sì, meno degli altri anni, perché sto scrivendo tanto, e io poi sono un ettrino e non ho una vita da privilegiato, anzi già dormo pochissimo, anzi oggi Valerio ho fatto il ghostwriter dopo tanto tempo. Sì. Ma questo Oscar come lo vinci? Se devi fare pure il film, se no come lo vinci l'Oscar? Infatti non ma questa cosa lo dissi. Ho detto, poi tutti questi giocatori senza carattere, non mentalità vincente, vanno fuori e vincono. E quindi Dzeko, che è stato snobbato, quando dissi, ragazzi, l'Inter ha preso Dzeko, non è che è andato via Lukaku, uno che ha vinto scudetti negli altri campionati. Ci deve far riflettere. Io sono contentissimo perché lui se lo merita umanamente di festeggiare con qualunque squadra, almeno possibilmente non la Juve, non sarebbe andato mai la Juve. Quindi, però non mi stupisce. Perché, Valerio, possiamo farci una domanda? Non è mai stata fatta da nessuno. E se non ci fosse stato Sarri, ma un altro allenatore, forse lo vincevamo quello scudetto, perché non si è mai messo in discussione. Sarri forse era quella cucciolata, una cucciolata meravigliosa che lui ha avuto nel momento del massimo splendore tecnico, atletico, psicofisico e anche di età, no? L'età giusta di calciatori. Quindi l'età giusta per Caglion, per Amsi, per Giorginio, perché non era le prime partite, per Gulam, che non si era fatto male, eccetera, eccetera, per Allan. Cioè, se sulla panchina del Napoli non ci fosse stato Sarri con quella squadra, ma un altro allenatore, è sempre stato detto, ma ha fatto 91 punti, forse ne faceva di più. Possiamo avere ragionevole dubbio? Perché no, sono andati secondo me è una domanda legittima che ci sono andati fuori, più vecchietti hanno vinto. Ok, hai vinto col Chelsea, però non è che tutti vincono la Coppa Campea. Ok, hai vinto però col Villareal, sì, un percorso, quindi a me fa piacere. Hamsik è amato da tutte le persone che hanno cuore e cervello, che l'hanno conosciuto, cioè non puoi dire nulla di male. C'è un'immagine che ultimamente stava girando su Instagram, perché era la ricorrenza di quando Maradona venne a salutare i giocatori del Napoli, era proprio il Napoli di Sarri, che c'è quel bellissimo abbraccio, e si vede all'inizio dell'abbraccio Marek Hamsik, che è uno dei primi ad abbracciarlo, e uno di chi sta filmando dice: capitano, ti giri, vogliamo fare una foto bella con... E Marek che cosa dice immediatamente? Dice no, deve salutare a tutti, è giusto, e si fa da parte immediatamente e lascia che tutti i giocatori uno a uno abbraccino Maradona così. La grandezza poi dell'uomo, no? Abbiamo parlato tanto di uomini in questa live, era anche in questi piccoli gesti. E poi quando c'era da essere tosto, l'esempio di Radosevic che ci ha raccontato ultimamente, ci faceva rispettare. Quindi in troppi hanno sottovalutato
la personalità di Hamsik che stava nel Napoli. Vedi Valerio, quella cucciolata, chiamiamola così, non parlo da tifoso, parlo da analista e anche da amante del calcio, profondamente amante della mia nazione d'Italia. Sarebbe stato molto importante, non solo uno, che un paio di scudetti avesse vinto un'altra squadra. E quella cucciolata lo meritava, non solo umanamente, veramente era un gruppo affiatato, continuo, ma calcisticamente. Io sono convinto, siccome era la squadra nettamente più forte, io vi citai 40 statistiche, posso citare tutte, praticamente il Napoli era avanti in tutte le statistiche tranne i gol subiti, ma poco differenza, non è che aveva 50 gol subiti e la Juve 12, erano 9. E per darti un'altra statistica, per farti sorridere, fammi andare, non sono una squadra che faceva pochi falli, nonostante ti ammonivano al primo fallo, ma faceva un numero ridicolo di ammonizioni. Cioè quell'anno il Napoli fece, in quei 2 anni, 58 e 57 ammonizioni, l'Atalanta 89. Sottolineato il numero dal clacson. Sapete che significa? E vi ricordo, ci facevano già il primo fallo, ammonizione, però non vi dico la Lazio, dice 96 per dire, no? Fiorentina 96, cioè in Serie A 90, no? Milan 99. Cioè, perché si cita sempre, però la Juve aveva la migliore difesa. Ok, per esempio l'Inter non ha la migliore difesa, però non è che tu avevi una difesa nettamente, cioè la Juve faceva 24 gol subiti, noi 29, non è che ne avevi 3.000 in più. Quella era l'unica statistica di quella squadra dove non eri primo. Negli altri statistiche eri primissimo. Mo ci vuole, Valerio, per distacco, come dice quello bravo. Sì. E quindi un controsenso, come quando si è scoperto che l'Inter non vinceva per Calciopoli. È un controsenso, cioè c'è qualcosa che non va, che è una squadra che gioca meglio di tutte, ma non è solo, ed è più efficiente di tutte, che non ha vinto. E ci sono state 2 ragioni, anzi 3: la società non vincente, un allenatore non vincente e un sistema che ha aiutato il più possibile. Però io lo dico sempre, Valerio, il primo anno è colpa della società, il secondo anno è colpa di te, Sarri, il terzo anno è colpa di Sarri, perché nel secondo anno, dove comunque noi subimmo un sacco di torti all'inizio del campionato e poi facevamo il girone di ritorno 48 punti, al terzo anno tu te lo sei imparato, ti metti la frase di Maradona, noi dobbiamo vincere contro tutti, patto spogliatoio, dici non ce ne frega niente di nessuno perché siamo più forti, possono dare pure 20 rigori alle altre squadre, non ammonirli, noi dobbiamo vincere contro tutti e vai a vincere con lo scudetto. Invece è un allenatore di alibi, che è un po' quello che sta cercando di fare Spalletti quest'anno. Sì, però non ha la squadra così forte, non è vero che chiaro, per limitare i danni, dico, non per vincere, ma per limitare i danni. Quindi io ti dico, l'anno il famoso fatto di Orsato, lì non do colpa a Orsato, ma a un solo responsabile. Chiaramente è una mia parere, non è un'accusa di nessuno, non butto dalla torre nessuno, perché il terzo anno, e se tu non hai imparato che significa vincere a Napoli il terzo anno con la storia di 90 anni e là, è quando impari. Perché per vincere a Napoli tu devi vincere, tu la devi mettere negli spogliatoi. Vuoi vincere a Napoli? Non è scontato, non ti è dovuto, non sei favorito mai, se però vuoi andare a vincere, un solo motto, non vincere l'unica cosa che conta, io non ho paura di nessuno, quello che vuoi. A Napoli il motto è, cioè dire Maradona, noi dobbiamo vincere contro tutti, anche contro la stampa stessa napoletana. Sottolineatura di livello, secondo me. Calciomercato, va bene lasciare andare Insigne, ma occhio a Di Lorenzo, mi sa che sarà difficile tenerlo nella prossima stagione, ci dice Fortunato. Fortunato, che nome bello, aspetta 7-8 giorni, faremo una puntata speciale, ve lo sto dicendo, in modo tale che non facciamo spizziche e mozzi, quello sì, facciamo una cosa proprio scientifica, esatto. Valutiamo con molta calma. Voglio porre la stessa domanda di prima con una modifica ad entrambi, se dipendesse, perché Lionel ci aveva chiesto chi venderà tra Bari e il Napoli, visto che tra 2 anni abbiamo saputo, non tra 4, 5 o 6, ma insomma che Gravina ci ha detto. Se dipendesse da ADL, non dal mercato, perché io ho risposto dipende da chi avrà offerte, se il Napoli o il Bari, quale squadra venderebbe? Napoli. Puoi argomentare.
Sì, perché è quella più difficile da gestire per una questione economica e di ambizioni. Nel senso, il Napoli, soprattutto adesso che sono orientate, indebitandosi oltremodo le milanesi, per a mantenerti a quei livelli, non solo hai bisogno di investire anche attraverso l'autofinanziamento, perché lui non investe, diciamo, con risorse interne, e quindi la linea di guadagno e di profittabilità è molto più difficile da raggiungere. Il Bari, diciamo, si può attestare in una situazione media dove tu hai meno bisogno di un certo tipo di gestione. Cioè, adesso il Napoli, per rimanere nei primi 4-5, vedete quanti sacrifici ci sta facendo, ha bisogno di un certo tipo di gestione, che non è più quella di Mazzarri o dei prima di Benitez o di Sarri, e diventa impegnativo. In più, ovviamente, l'abbiamo visto nell'anno di Ancelotti, no? Il primo anno di Ancelotti, con questa piazza, una parte, perché ci sono, per esempio, voi siete ormai saggi, che è diventata presuntuosa e superficiale, che è quello scudetto, tu casomai arrivi secondo con 89 punti, sei insoddisfatto. Fallimento e delusione. Sì, tesserini che si stracciano, cose. Bari, se va in Serie A, basta che fa 12esimo, ma il 12esimo è già tanto, 14esimo ogni anno è cazzo che corre, anche una buona Serie B, però dipende da chi gli offrirà di più. È chiaro. Aggiungo al tuo discorso, mi viene l'intuizione mentre ti ascolto, che visto il livello della Serie A è più facile mantenere un Bari nella salvezza, esattamente, bravo, che un Napoli ad alti livelli, perché infatti, devi comunque mantenere dei giocatori che valgono almeno 3 milioni all'anno nel Napoli per mantenere quella classifica lì. Il Bari, se ha una squadra media, guarda lo Spezia, guarda il Venezia, guarda l'Udinese, insomma squadre che con giocatori ini possono salvarsi tranquillamente. Tu 14esimo lo puoi fare, che è la seconda parte della classifica. Hai detto proprio bene, quello tra l'altro è completato il mio ragionamento, esatto. Cioè, mentre quello step nei primi 5, anche se non arrivi, no? In Champions, però diciamo sono le prime 5 squadre. Tra le prime 5 e il resto del mondo c'è tanta differenza. Stare nel resto del mondo ma non essere ultima basta poco. Sì. Guido, però non sono d'accordo quando dici che Osimhen non ha un buon carattere testa. È vero che a volte esagera, ma ci mette sempre tanto impegno e viene dal nulla, è normale che sia aggressivo. No, non sono pienamente d'accordo a metà delle le battute, non sono d'accordo, perché si sta ragionando, non è che noi ci dobbiamo andare a giocare a burraco o andarci a fare la pizza. Noi parliamo di Serie A dove ci sono solo 20 squadre e 500 giocatori, di cui 11 diciamo titolari. Se lui non è stato su plusvalenze, super plusvalenze, cioè, però a bilancio abbiamo visto è stato messo a 75 milioni, che è la più alta cifra mai pagata dal Napoli, cioè Higuaín è stato pagato 39 milioni per darvi dal Real Madrid e aveva fatto più di 120 gol Real Madrid. Non sono per niente d'accordo, cioè che sia un bravo ragazzo probabilmente sì, pieno di entusiasmo benissimo eccetera, ma tu devi giocare a calcio in Serie A in una squadra che dalla prima alla sesta posizione, diciamo, negli ultimi anni non è arrivato prima, e sei il titolare, è stato pagato in quei soldi e quindi devi entrare in una mentalità da professionista serio. Poi non è che ogni pallone Cavani sbagliava tanti di gol, fai gol, no? Io non pretendo quello, però ti sperde troppo l'energia. Cioè, poi vedete l'esempio anche quando non giocava mai, cioè se Mertens una continuazione stesse a lamentarsi con i compagni, no, deve migliorare, ma deve migliorare perché tu non hai preso, no, lo dico con bontà, non hai preso un giocatore, una scommessa 3 milioni, vediamo come va. Tu hai preso un giocatore a 75 milioni, non è una scommessa, Valerio, per qualunque squadra. A 75 milioni per il Napoli è un all-in, proprio facciamo l'abbiamo già detto, vi feci vedere proprio graficamente, mi divertiva a vedere di tutti gli acquisti del Napoli, vedeste graficamente quanto ma se Higuaín è stato pagato quella cifra,
cioè, considerate quanto è a bilancio, perché poi non sono tutti. Allora, il giocatore che è stato pagato di più nella gestione Big On è stato Cavani, 17 milioni. Erano altri tempi. Il giocatore che è stato il giocatore che è stato pagato di più nella gestione, quindi gestione Big On significa Mazzarri, Donadoni, Benitez, no scusa, Cavani 17 con Mazzarri, scusate, poi con Benitez 39, vedete Higuain. Poi con Sarri il giocatore che è stato pagato di più è Milik 32, quindi sotto Higuain, Osimhen 75. Non poco di più di Higuain, quasi il doppio, perché 75 non è proprio il doppio, ma quasi ci arriva. E non mi dite che Osimhen è il doppio di bravura di carriera di Higuain. Cioè, Higuain veniva dal Real Madrid. Era già pronto sicuramente. Discorso che non c'entra niente, ma secondo voi c'è bisogno del sostituto di Insigne? Lozano a destra dove gioca meglio secondo me, Politano e Onassa a destra e poi si prende un giovane anche primavera. Forse bisogna vedere, c'è questo, non abbiate pazienza, la situazione l'anno prossimo, perché vedi si sta monopolizzando sul fatto di Insigne, cioè Napoli rischia di dover comprare dai 7 ai 10 giocatori l'anno prossimo, quindi il problema non è Insigne, perché Juan Jesus è secco, è un contratto di 1 anno e basta. Anguissà è un prestito secco con opzione di riscatto a prezzo già fissato, però non c'è né obbligo né e sono 2. Tuanzebe è secco il prestito, cioè, vanno in scadenza Malquit, Mertens, Ospina, Gulam, cioè, Insigne già andato, quindi c'è tanta roba da sostituire. Cioè tu hai da sostituire 2 terzini, 2 centrali, perché c'hai solo Koulibaly e Rachmani, e quindi è un portiere, quindi 5 giocatori di difesa, un centrocampista Anguissà e lo devi là, e l'anno dopo c'hai Fabian Ruiz e poi c'hai Insigne. In realtà Insigne puoi anche, diciamo, come hai detto, tenere Lozano, Politano, Younes e prendere un giovane come sostituto e hai avanzato come titolari. Tra l'altro ci sarebbe pure Mertens che rischia di andare in scadenza, perché quindi non c'è il vice Osimhen. Quindi la situazione del Napoli è particolarmente complessa, ecco perché veramente o Champions o nulla. Io infatti spero che, per esempio, visto che non li devi comprare, devi fare solo un contratto, Juan Jesus glielo rinnovi, fai un 1+1. Te lo compri dalla lista dalla lista liberi, perché diventa libero e quindi te lo riprendi così. E ovviamente nel discorso di queste mezze punte, di questi esterni, può rientrare Elmas. Guido, Elmas in cosa potrebbe migliorare? Sull'incisività ci siamo, secondo me, anche se molto confusionario a volte, vede sicuramente la porta più di altri, forse nell'ultima scelta? Secondo me la cosa bella di Elmas, Valerio, è che può migliorare in tutto. Non è l'aronica della situazione, deve solo giocare tanto. Cioè, l'errore, vedi qua che si è fatto, non sa far nulla, ancora dobbiamo capire in che ruolo. E invece la cosa bella è che può migliorare in tutto, ma è abbastanza bravo già in tutto a fare, quindi può migliorare nella corsa, nel dribbling, nel tiro, nell'assist, non c'è proprio in questo gioco, ha grande duttilità, che è un merito, però adesso lo stiamo sfruttando male, perché tu devi avere anche delle certezze nel tuo ruolo, nello sport, quindi deve solo giocare e fortunatamente sembra, poi può darsi che non esce, oppure migliora solo in un fondamentale, però può migliorare veramente in tutto, cioè molto più versatile di Politano, corre molto di più e dice bene, ma noi l'abbiamo notato più volte che uno che ama andare fino in fondo, non è che si ferma e passa indietro, no? Ci provo ad andare in penetrazione, quindi deve giocare
perché solo così l'allenamento ti dà determinate, diciamo, oggi ha fatto sinistra, destra, centrocampista centrale ed è tornato sotto. Prova a farlo e fare Insigne questa cosa qui, ti manda. Io do un bacetto a Fabio Versatile. Guido, Gianni Di Marzio era innamorato di Hamsik, Mertens, Gulam ed era contrario alle scelte di ADL. Un bacio che si estende a Gianni Di Marzio. Perché comunque lui era figlio di un calcio meraviglioso, cioè quando Gianni Di Marzio era giovane si è visto gli ultimi anni del grande Napoli, di Vinicio, si è visto il Napoli di Maradona, quindi gente abituata a vedere chi giocava veramente benissimo a pallone, e quindi chi è abituato a vedere chi gioca bene a pallone riconosce immediatamente chi sa giocare bene a pallone, e quindi non ti stupisci che era innamorato. Poi è citato delle persone, pensa Amsi quanto era timido, che non hanno mai fatto i paraculi ruffiani, no? Si sono fatti proprio contaminare di questa famosa sbandierata che poi Paolo Sorrentino ha detto: io ancora non so che cosa significa essere napoletano, quindi si è detto lui, quindi lo trovo del tutto logico, no? Poi le persone brave riconoscono quelli bravi, occhioni, gli invidiosi di solito insultano quelli bravi, quindi è del tutto logico. E ha sbagliato che adesso da anziano a volte in certe trasmissioni lo mettevano in mezzo, ma perché poi tu vieni cannibalizzato, no? Però è una bella pagina della storia. No, ripeto, questo avrebbe potuto far arrivare Maradona e sarebbe cambiata la storia anche sua personale prima del dovuto. Lui lo rivendicava sempre questa cosa qui. Certo. E Fabio fa anche la domanda in PayPal che ho visto e che mi sono segnato, quindi mi ricollego a Fabio Versatile con Fabio Angelino, perché anche Fabio mi citava Sarri e mi diceva: non abbiamo sistemato nemmeno ai tempi di Sarri questa storia dei cross, quando arrivano il cross arretrato ci bucano quasi sempre, ci diceva Fabio. E Fabio Angelino invece dice: non sono d'accordo su Sarri, in primis perché quella nidiata fu raffinata da lui e poi lo scudetto fu rubato, ma non solo con Orsato, ci fu rubato. Sì, ma sono come ognuno, ma questa è la parte bella del calcio. Fu raffinata, ma poi troppo robotizzata. Questa cosa l'hanno, poi dovete leggere tutte le interviste però che hanno rilasciato Koulibaly, che se ne voleva andare. Che erano Questo esausti. calcio è troppo metodico, e quindi con questa coperta di Linus, no? Che se le cose vanno bene, bene, se vanno male non hai il piano B. Raffinata, ma non vincente. A me è la mia idea, sì, ok, Orsato, però se tu sei a Napoli devi vincere. Negli anni di Maradona non è che non subivamo torti, ragazzi. Famoso Fiorentina-Napoli, e quello va a dire che a un certo punto tu ti incacchi e dici: io sono più forte di testa degli altri, prima ancora che in campo, perché le partite le vinci di testa. E noi non le vincemmo di testa, perché voi vi dimenticate, mi spiace, io non vi avrete mai, che noi Orsato non me ne frega niente, sempre -4 siamo andati a Torino. Voi dimenticate questo particolare, noi siamo andati -4, abbiamo vinto con la Juve -1, quindi Orsato ha avuto tutto il diritto di sbagliare. Se tu sei -1 non me ne frega niente, tifoso del Napoli. Tu la partita col Chievo, la partita con l'Inter, stai dicendo non solo con Orsato, perché ce ne furono tante altre. Ce ne furono tante, sono d'accordo Valerio, la Juve ebbe 10 vittorie come noi, ma tutte che non ce la faceva. Però tu a Milano hai fatto 0-0 con Inter, con Milan, e lo facessi 0-0 pure al San Paolo all'andato con l'Inter, e facessi 0-0 pure col Chievo, e fatto 2-2 con il Sassuolo, con i giocatori stanchissimi, che Amsi sbagliò un passaggio all'indietro, bastava uno di questi pareggi come vittoria, che tu andavi a -2, battendo la Juve andavi a +1. Tra l'altro voglio vedere se tu hai la pressione di doverla, e tu dici: fai tutti gli errori che vuoi Orsato, io me ne vinco le mie partite, arriverò avanti di un punto. Eri più forte, e ti sei fatto, questa è la recriminazione, eri più forte pure degli arbitri. Quell'anno, mi spiace dirlo, noi eravamo più forti di tutti, degli arbitri, non abbiamo vinto. Gli arbitri hanno sbagliato, sì, non me ne frega niente, eri più forte, avevi imparato la lezione gli anni precedenti,
E tutti quei pareggi che abbiamo fatto sono pareggi, io mi ricordo, come no? Certo. No, ma c'è memoria nella community sicuramente. Lionel ci consiglia, insomma, ci ricorda un Raspadori italiano, magari penso per la questione Insigne, per il dopo Insigne, italiano giovane, può giocare a destra e a sinistra, può fare il titolare e anche la riserva, per me è sostituto ideale a livello numerico di Insigne. Come lo vedete? Ma tutti i giocatori possono andare bene o possono andare male, perché per esempio uno dei secondi acquisti più costosi dell'era aggiunto è stato Verdi, 24 milioni più bonus, che è un bel giocatore, una buona tecnica, a tiro, a dribbling, ha fallito totalmente, sì, ambidestro, quindi bisogna vedere la pazienza, vedere un attimo, perché venire a giocare a Napoli non è facile. Ci sono scale di quando Napoli ha preso Gabbiadini, che è un ottimo giocatore, ed era in comproprietà della Sampdoria e della Juventus, con Benitez faceva molto bene. Se la Juve non fece nessuna storia rispetto ad altri, ha risolto la compattezzazione, è venuta da Napoli, significa che la Juve non ha mai puntato su quel giocatore, ci ha puntato per fare business, onesto mercato, perché caratterialmente probabilmente non lo vede come giocatore della Juve. Cioè, per me Gabbiadini era molto più forte di Ravanelli, ma Gabbiadini non è un giocatore da Juve. Ravanelli sì, tecnicamente ha più tiro, più freddo, più fisicità pure, perché tu devi avere certe caratteristiche per stare in certe squadre. Nel Napoli devi avere determinate caratteristiche, quindi che non sono, vedete, solo tecniche, devono essere proprio anche umane, cioè per reggere, ce ne sono tanti. Facciamo poi l'elenco dei bravi e tra vedete di chi ha fallito, abbiamo tanti esempi che poi in altre squadre si sono ritagliati la loro carriera. Uno dei giocatori che Marino ha cercato continuamente di portare a Napoli, lui non è voluto andare non solo a Napoli ma manco a altre squadre come la Juventus, è stato Totò Di Natale. Vero. Ma lui a fine carriera l'ha detto: io non mi sentivo pronto per quelle società, mi ha fatto la mia carriera, avrebbe guadagnato di più rispetto all'Udinese. Certo. E poi dire che Totò Di Natale era scarso, ma assolutamente no, porca miseria. Vero. Ragazzi, io penso che questa sia una delle live più belle come qualità di domande, come ritmo, il fatto che è stato tutto bello perché abbiamo vinto, hanno pareggiato quelli là. Sono troppo contento e tra un poco me la vado a godere e a riposare. Prendiamo qualche altra domanda finale. Ringrazio Guido sempre per la sua disponibilità. Secondo me Guido la fa troppo semplice sul fatturato, non è così facile aumentare il fatturato in una squadra, specie se non hai una multinazionale alle spalle che può permettersi certi investimenti. Non so se questo è un amico Bellino o un'amica Bellina, io l'ho fatto troppo semplice, cioè il contrario. Anzi, sono abbastanza preciso e pungolante sulla società. Come lo devi migliorare? Tutto il contrario. Infatti, non so, forse sia arrivato adesso o arrivato adesso. Ho detto, guardate, il fatturato non è che si aumenta dicendo fatturato. Infatti. La prendo a ridere perché in realtà ha detto la matematica è una scienza, la fisica è una scienza, l'economia è una scienza e ti danno pure il Nobel. Cioè, detto proprio da me che è semplice, no, anzi troppi colleghi la fanno semplice, viene citato come un ente astratto il fatturato, invece ci sono operazioni studiate a tavolino che a volte vanno anche male, devi correggere perché quella cosa non è andata, però non è impossibile, questo dico, cioè se poi tu scegli i dirigenti giusti, questo casamai, ecco, se tu scegli dirigenti giusti, profili giusti, stai sicuro che nel medio periodo lo aumenti, hai dei risultati. Che ne pensa della gestione e del modo di giocare che sta facendo Spalletti, o quale differenza trova dall'anno scorso? Beh, ci sono secondo me delle differenze sia tattiche che umane, anche legate a sicuramente per ora la luna di miele, l'appoggio che c'ha De Laurentiis con Spalletti, perché è il migliore in con assoluto. Gattuso si ruppe poi ve lo diremo segretamente, adesso ho avuto proprio le ultime notizie certe, ma ti ricordi che ha detto non mi convince. Il Napoli sta giocando più o meno con lo stesso sistema di gioco, alla fine non è passato tranne
in momenti di difficoltà che ha avuto sia Gattuso che Spalletti, rarissimi, no? Il 3-5-2 siamo, fino all'11ª, 12ª giornata in realtà vi fece vedere i numeri armati, non è che abbiamo ruotato tanto gli uomini, cioè i difensori tranne le prime giornate Manolas, quei 5 non hanno cambiato manco un minuto, cioè, c'è meno Maretta nonostante tutto, e questo aiuta durante, diciamo, oltre che gli allenamenti della settimana. Quello che è sembrato all'inizio un calcio più più verticale rispetto a un'eccessiva partenza dal basso che a volte rimaneva troppo fossilizzata dal basso, anche per la presenza di un crack che è stato Anghissà, che si è rilevato un acquisto per ora in prestito, speriamo rimanga particolarmente indovinato anche nel verticalizzare il gioco. Ha portato una ventata all'inizio, oltre che di entusiasmo, di buonità, di fiducia, e questo ha aiutato nelle prime 8 giornate. Questo è molto importante, di fiducia nell'ambiente totale, che poi a Napoli si traduce in euforia esagerata anche da parte dei colleghi. Tutti elementi positivi. E poi c'è un altro aspetto, che lo diciamo, ci sono 19 anni di differenza di età e di carriera calcistica, che non sono, cioè pensate voi 19 anni fa, c'è chi era ancora al liceo, i nostri Leonardo e Mario non erano neanche in predicato di nascere, per dire quanto li vogliamo bene. Dobbiamo fare la puntata specialissima con i bambini, spero ci siano anche bambini che ci ascoltino. Quindi tanti elementi positivi, ha avuto pure lui i suoi inciampi, degli errori. La cosa bella che ci è piaciuto dall'inizio, a Valerio e a me, credo anche a molti di voi, una grandissima dialettica, non a tutti, c'è chi tifosi io me li ricordo anche tifosi, alcuni è Mush e filosofo, non si capisce niente, ma lo capite mo? Che può darsi che invece è andata bene per questi calciatori che avevano bisogno di svariare. Ultima cosa, e adesso che gli stadi sono di nuovo vuoti, mi dispiace, ma è anche giusto per quello che stiamo vivendo a livello sanitario, Spalletti pure lui urla, un po' di meno di Gattuso. Oggi sono scappate 2 parolacce a inizio partita, al 4º minuto, che non ripeto perché siamo di Gentile, ci sta nel marasma della partita, non è che una critica, però anche lui dà indicazioni. Gli è scappato una con la C e che probabilmente è venuto anche con un'altra prospettiva, cioè comunque Gattuso, oltre che un allenatore a termine messo in discussione dalla prima giornata, ha avuto dei problemi i 3 giorni del Condor, e questa cosa ha rotto molto ricordiamoci che lui si è dimesso e i giocatori hanno chiesto mister rest e lui è rimasto per amore dei suoi giocatori, ma ormai è passato. Ecco, una cosa che non mi piace, io che sono profondamente napoletano in tutto, però non è che devi sposare per forza tutto, è che viviamo troppo nel passato. Nello sport questo non va bene, il passato deve essere motivo di propulsione energica, invece noi facciamo troppi confronti. Infatti prevedo già l'anno prossimo. Adesso c'è Spalletti, il problema, ragazzi, non è questo, il problema è che prospettiva abbiamo di nuovo. Il prossimo anno Spalletti è in scadenza, non ha 3 anni, non ha il contratto quinquennale di Sarri con rinnovi. Lui aveva 3 anni, poi il rinnovo, lui con i vari penali a salire. Sarri ha avuto il contratto più lungo perché Benitez aveva 1+1 con opzione unilaterale. Ancelotti non si è mai capito, forse 1+1. Spalletti c'ha 1, c'ha 2, no, non più, c'ha 2, e quindi finisce sta stagione, la prossima. Tra l'altro mi fai ricordare le parole quando lui gli chiedono, quando a Spalletti chiedono di Insigne e Mertens come fa il Napoli a non avere 2 totem, i rumori incredibili che poi diventeranno sempre più pressanti, e Spalletti nel riflettere, nel rispondere dice sì, poi De Laurentiis è sempre stato bravo a impostare e come faccio?
Spalletti, ADL è sempre stato bravo comunque a creare una squadra forte anno per anno, e mi dava l'impressione Spalletti di dire: ma quasi il problema non è cioè non ve lo posso risolvere io il problema, non intervengo nelle decisioni di mercato. E voi mi parlate di Insigne e Mertens, ma dentro di me io non so che squadra avrò l'anno prossimo. Cioè, questo mi è sembrato il messaggio. Questo è il messaggio che ha dato a me Spalletti. Poi non so se era quello che voleva mandare. No, ma è così, quindi calma e gesto. Non si sa il portiere, Guido, l'abbiamo detto, non si sa il portiere. Di Lorenzo ci dicono gli amici Berini, giustamente, potrebbe essere un nuovo mercato. Non ci abbiamo Malquit, non ci abbiamo Di Lorenzo. Ce l'abbiamo Di Lorenzo, però potrebbe essere un nuovo mercato. In difesa abbiamo visto Juan Jesus è da riprendere, Tuanzé prestito secco, bisogna fare qualcosa. Terzino sinistro, siamo ai dettagli e non si arriva mai al fine del dettaglio. Insomma, ci sono tante gatte da pelare, da risolvere per capire che se ci andiamo Valerio, noi. Diciamo che chiaramente sto scherzando, amiche belline, amici bellini. Tra lo scherzo, diciamo, quando invece faccio i dati statistici, che è un anonimo benefattore, e qui non sappiamo manco se è uomo o donna, dona 250 milioni di euro a Napoli, fa un mercato eccezionale, li devi inserire. Amiche e amici bellini, noi abbiamo avuto un insegnamento di mister Leonardo che ci faceva notare cose del Sassuolo, dell'Udinese, oltre il Paris Saint-Germain. Ha detto: il calcio non è il tennista, che ormai i tennisti hanno lo psicologo, il preparatore, il nutrizionista, il tattico, il tecnico, l'amante, le cose, e comunque stanno soli sul campo, ma comunque si guardano, si danno indicazioni. C'è una squadra, quindi questi giocatori, se l'anno prossimo tu devi inserire 7 giocatori in una rosa, non è che automaticamente, infatti in confronto con Sarri dopo 3 anni, no, automaticamente si sposa. Quindi l'anno prossimo è di costruzione e non si valuta questo aspetto che invece è fondamentale, che è quello tattico, tecnico in campo, no, di meccanismi, perché uno vede l'errore, ecco, non è buono, bidone. Una cosa è giocare 3 anni sempre con lo stesso compagno e casomai ogni tanto la sbatuffura ce la fai, ma c'è l'albiollo che ti salva dall'errore, perché ci sono proprio degli automatismi. Un'altra cosa è integro, Guido, anche il bello, il buono che stiamo vedendo quest'anno è il percorso che abbiamo fatto l'anno scorso. Cioè abbiamo integrato delle cose, abbiamo messo più minutaggio a certi giocatori, però lo stesso Fabian è una crescita che ha cominciato a fare. Esatto. E Spalletti lo ha detto subito, ha detto: noi pigliamo le cose così e aggiungiamo del meglio. Aggiungiamo, che è la cosa che fanno gli allenatori intelligenti. Sì, anche nella variazione del modulo, non è quello. Quando tu proprio dici: ma perché devo azzerare questa cosa che era buona? Tanto è vero che è vero, ragazzi, che tu non sei andato in Champions, tutto quello del dramma umano, però hai sempre fatto 43 punti in generalità, che non sono pochissimi, non sono da buttare. Li vorremmo rifare magari quest'anno. 12.000 iscritti, Guido. Stavo per farti una battuta. Mai dei numeri, ma... Per fare una battuta in privato, ma per ridere, che non era tu arriverai prima ai 12.000 di quanto io arriverò ai 1.000, perché come quanto sono lento io, ma la battuta può essere tipo la tartaruga di Achille, la tartaruga di Achille ha detto: in quanto poco tempo inversamente proporzionale tu arriverai ai 12.000 rispetto ai 1.000. Mi stavo divertendo a calcolare questa forbice, ho detto: ogni giorno in meno che passa sarà un giorno in più. Ti faccio i complimenti perché fa abbastanza impressione 12.000, però adesso, come dice, bisogna fare 15.000, però già 12.000 è un bel numero a dirsi. Per esempio 13.000 io lo salterei, andate direttamente, iscrivete tutti, fate direttamente 14.000. Sapete perché? Io lavoravo sulle navi e non ci sono un periodo, ma non ho fatto il cantante come Berlusconi, non c'è il ponte numero 13 per scaramanzia, quindi si passa ponte 10, 11, 12, 14 e quindi mi è rimasta questa cosa, e quindi subito i 14.000, il 13 è brutto. Come molti alberghi anche qui a New York, o la stanza di Shining, no? Saltano le stanze, saltano i piani addirittura, non c'è il piano. Veramente straordinario. Signori, io voglio ringraziare tutti, siamo arrivati a 3 ore, voglio ringraziare Guido e gli voglio chiedere della lana e lo scorpione per salutarci. No, si è frizzato, no? Ah, è vero. Okay. Che è citata dal più grande regista della storia che è citata dal più grande regista della storia del cinema, Orson Welles, ma anche dal mio regista preferito, in un film che si chiama Skip Deep,
in italiano Il piacere è tutto mio, del regista Black Edwards, e il protagonista è un po' che essermi simpatico, perché è uno scrittore ubriacone, un po' puttaniere, nel senso che va a molte donne, frugifrago, in crisi di identità, eccetera, e va dallo psicanalista ed è disperato e dice: ma lei la conosce? Lui vorrebbe cambiare, e dice: ma sa che cambiare il carattere di una persona è impossibile, allora che sto facendo a fare qua? Dallo psicanalista ha detto: ma conosci la favola dell'arana e dello scorpione? Ha detto: no. Ha detto: allora c'è un fiume, un guado, e c'era una rana e uno scorpione, e lo scorpione dice: aiutami a attraversare il guado, e la rana dice: no. Perché? Perché poi a metà del guado, del fiume, tu mi pungiresti e noi moriremmo. Ho detto: ma non è logico, se io ti pungo, appunto, tu muori avvelenata, ma muoio pure io. Ho detto: vabbè, mi hai convinto, sali sopra la schiena. A metà del guado lo scorpione punge la rana lo fa, ha detto: ma non è logico quello che hai fatto. Lo so, ma sono uno scorpione, non è logica, è il mio carattere. Bellissimo. Cambiare il carattere di un essere umano, Valerio, è impossibile. Quindi donne, e ve lo dice un uomo che ha dedicato tutta la sua vita, è nato, è impossibile cambiarci, sopportateci con tutti i nostri difetti. Capiteci sì, no. alla fine siamo, chiaramente, difetti accettabili, no? Tutte le persone violente, bugiarde, oltremodo, no. Però detto i difetti di noi imbecilli, come siamo noi maschietti, sopportateci, dai. Poi facciamo anche cose buone ogni tanto. Guido Gentile, grazie infinite. Buonanotte a tutti. Non ci sono stati minuti di collera, non c'è stato bisogno di nulla, di TVB, di niente. Sono troppo contento. Una domenica praticamente perfetta. Vi voglio bene, non siete assertivi, non siete questi qua. Avete cominciato ad essere così deludenti? Perché siete così assertivi? E ho preparato questa cosa, non la devo mai usare. Signori miei, ci vediamo domani per analisi tattica, parole di Spalletti, parole di Mertens, parole di un po' di... Vediamo cosa esce domani. Sicuramente voi dovete seguire tutte le cose belline. Canale Telegram in descrizione. Un bacio a tutti, sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net. E magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, boh,